Si parte con questo bel libro, Il leone alato. Chissà se arriverà anche qua questo leone alato e magari porterà via qualcuno che comincia a dar fastidio, perché veramente noi abbiamo bisogno di persone che agiscano, non che parlino solo. Siamo stanchi di parole, vogliamo i fatti. Girare per Venezia vuol dire fare il pieno di bellezza. Peccato essere da solo adesso. Manca lei con cui condividere sensazioni. Manca la sua sensualità, il suo brio coinvolgente, ma anche la sua fisicità elegante. Le sue mani curate e affusolate, i suoi capelli neri, quegli occhi neri, la carnagione scura e quel sorriso contagioso. Glielo scrive. Sa che lei non può rispondere. Sta guidando una delegazione. Non importa. È in volo e questo lo induce a fare il punto su quanto lo aspetta l'indomani in azienda, prima di farsi recuperare dai suoi genitori che lo riporteranno a casa e che certo lungo il percorso vorranno sapere com'è andata. È stato assente solo un giorno dall'azienda, eppure sembra che sia stato via chissà da quando. Telefonate, riunioni e mail da rispondere. Basta poco per tornare alla quotidianità, anche se quell'avventura fantastica resta indelebile. Sul suo telefono visualizza: Alessia, messaggio. Mi manchi, ma so che ci sei e continuerai ad esserci. Le risponde con la foto dell'aereo con cui ha volato fino a Lido, a cui ha aggiunto un cuore rosso e una A rossa sulla carlinga. Da Venezia aveva mandato una foto e Mark, accompagnata da un messaggio dove ringraziava lui e la Junkers per avergli fatto vivere questa esperienza. Messaggio al quale Mark aveva risposto che era sua intenzione organizzare un incontro con la stampa, dove sia lui che il loro pilota avrebbero raccontato quella missione e spiegato a quella successiva finalità era legata, cosa che venne organizzata da lì a poco. Quella fu quindi l'occasione per Léon di essere nuovamente lì alla Junkers. Gli sembrò così strano di essere stato proprio lui ad ispirare l'idea di quella iniziativa e di aver addirittura partecipato. Attese che fosse terminato l'incontro per salutare meglio Mark. Era stato anche quello un bel momento che chiudeva quel capitolo. Con Alessia era meraviglioso anche sentirsi a distanza. A lei non bastavano i messaggi e la sera, quando era possibile, si collegavano e così comunicavano sia audio che in videochiamata. Tutti e due però, andando avanti, avvertivano il desiderio crescente di vedersi, o anche di più, di vivere insieme, perché stavano soffrendo molto a causa di questa grande distanza, mentre si stava rafforzando in entrambi la percezione che tutto quello che aveva notato reciprocamente di positivo fosse effettivamente reale. Mi fermo qui, perché di reale vorrei capire cosa c'è veramente all'interno delle famiglie, all'interno delle aziende, dei lavoratori, di queste persone che stanno soffrendo in silenzio, soprattutto nel non sentire chi di dovere dovrebbe dare risposte. Io presento Michele Varotto, presidente della Federazione Italiana Trasporti di Confartigianato, Imprese Veneto, che ringrazio veramente Varotto di essere qui, perché vedete, Varotto ha lavorato, poi è diventato imprenditore. Ma è un'altra cosa, perché bisogna lavorare per capire bene, bisogna partire dalla gavetta per capire l'obiettivo che si vuole raggiungere. E l'obiettivo, Varotto, a mio avviso, era molto chiaro, e sto parlando degli artigiani, che hanno fatto grande l'Italia. Perché? Perché avevano questa creatività che gli altri sanno copiare, ma anche adesso abbiamo i migliori designer nel mondo e non solo architetti, ricercatori, perché è dentro qua. Non è che lo possono togliere, farsi le trasfusioni di creatività. Però qualcuno non ha guardato a questo, perché la mira era di far sì che la grande multinazionale, nella completa indifferenza da parte della spiegazione che doveva dare la politica agli italiani, di quello che voleva fare. E hanno cominciato a segare, cominciando a delocalizzare, cominciando a dare contributi perché queste aziende uscissero dall'Italia, cominciando a non capire che il valore reale della quarta potenza al mondo che eravamo noi era stato fatto dal piccolo e media impresa. Questa è la verità. Non avevamo multinazionali, avevamo grandi imprenditori, sì, lungimiranti, sì, perché, lo ripeto, perché qualcuno adesso ha capito l'importanza, che facevano la casa, le case vicino alla fabbrica, davano dignità alla persona, all'operaio e soprattutto capivano che senza di loro, degli operai, non si andava da nessuna parte. Adesso cosa ci ritroviamo? Ci ritroviamo fortunatamente ancora con qualcosa, speriamo che non azzeri anche quello,
che sono i nostri artigiani che ancora resistono. Resistono nonostante questa battaglia infinita per vincere la guerra contro i grandi nomi, i grandi complessi, le grandi società per azioni, però è sempre più difficile. Io raccontavo che sono stata in un paesetto vicino a Treviso, non ho detto dove perché sennò sa cosa mi piove, Varotto, dove quando sono entrato ho detto mamma mia aiuto, cosa succede qua? Un mega complesso commerciale, ma una roba da togliere il fiato, in un posto che non sai neanche che esiste, che ci arrivi per caso, c'è sta roba. Non ho visto un via vai di persone, perché quando c'è gente che compra, che va e che viene, la vedi. Non collegato bene. Non collegato bene, con dei nomi all'interno che non hai mai neanche seguito cosa vendi, cosa sarà sta roba. Mentre una volta c'era la scritta, i nostri, la scritta e sotto cosa c'era. Qualcuno ha autorizzato questo, perché le concessioni sono state date. Allora io mi prendo con quella politica che dice ancora prima i veneti, prima il territorio, perché stai qui che ha dato autorizzazione. Non sei chi se andai a Roma a prendere autorizzazione, perché si chiama sempre esposta a Roma, no? E il serino ce lo giochiamo qua in casa noi. E io ho il coraggio di dire queste cose. Servivano queste cose oppure serviva dare il supporto a quelle aziende piccole e medie che hanno fatto grande l'Italia? Varotto, prego. Allora, entriamo in un mondo complicato, quindi potremo andare avanti fino a... Ah, ma che avevamo tempo, Varotto, che avevamo tempo. Per una settimana. Allora, diciamo chiaro che al progresso non ci si può fermare e non si può fermarlo e tutto quanto, ma credo che su tante cose bisogna anche avere delle regole e anche le persone devono prendere coscienza di quello che sta succedendo. La domanda che mi faccio sempre, che mi viene da dire, ma chi lo ha detto? Cioè, chi ha deciso che l'aprire verso il mondo, verso l'Europa è obbligatorio, la multinazionale serve? Alla fine chi l'ha detto? Cioè, è una cosa che è sicura oppure è il mondo che va avanti così? Il piccolo medio imprenditore artigiano come sono io, come ne abbiamo una marea nel Veneto, che siamo cresciuti in tutto questo tempo, facciamo fatica, ma non è che facciamo fatica a lavorare, perché tutti noi, i vecchi, i giovani, perché ci sono anche tanti giovani che stanno entrando nel mondo del lavoro, continuiamo a lavorare, siamo purtroppo attaccati a dei sistemi molto più ampi, perché il classico, il piccolo è bello, ma adesso fa fatica perché ci sono tutti questi collegamenti. Abbiamo fatto anche noi degli errori nel tempo, perché siamo cresciuti velocemente, pensavamo di essere più bravi, non abbiamo avuto ampie visioni, ma sta mancando quel collegamento che c'era una volta, che comunque il tessuto del lavorativo artigiano, che magari una volta era di 1 o 2 persone, adesso potrebbe anche essere di 10, 12, 15, non è, cioè, cambia il mondo, quindi siamo artigiani, quindi la media impresa. Quello che è l'artigiano in questo momento sente la mancanza di supporto da parte delle istituzioni, perché noi assorbiamo tutto, assorbiamo regole, assorbiamo contratti, stipendi, vincoli, tasse, ispettorati, tutto quello che è attorno a un mondo lavorativo li subiamo, le guardiamo, stiamo molto attenti, seguiamo le regole, ma dopo che abbiamo seguito le regole ci manca la sicurezza di queste regole per il futuro, perché se facciamo un sondaggio sugli imprenditori che vanno avanti, pochi vogliono continuare, quelli della nostra età. Arrivano dei giovani e i giovani partono e mi fanno piacere perché tante volte dice ma il mio figlio non voglio che faccia il mio lavoro tutto quanto, e io ho delle figlie ma non so se farà il mio lavoro, ma dico perché? Cioè io sono nato figlio di un trasportatore, mi piace farlo e se qualcuno lo fa perché non deve continuare, però deve avere il supporto generale, diciamo che lo Stato in questo momento, non in questo momento, negli ultimi 15 anni, quindi prendiamo trasversali, perché noi siamo trasversali anche di partiti che non è un problema, hanno guardato molto poco la piccola e media impresa. La piccola e media impresa non si sente supportata dallo Stato in questo momento.
Barotto, però è anche vero che noi il prossimo anno forse superiamo i 70 governi. Perciò si continua a spostare sempre il cerino, la colpa non è mai di nessuno. Ognuno ha fatto il proprio dovere quando si intervistano e ognuno aveva fatto quello che poteva, perché essendo dentro una coalizione, se non rispetti questa coalizione, cade tutto. Il problema è che è caduto questo mondo enorme, che era la quarta potenza mondiale, fatta, ripeto, da piccoli, e adesso ci affidiamo alle multinazionali, comandano loro, non c'è niente da fare. Secondo lei, Varotto, ci sarà la possibilità, siccome io sento i giovani, e devo dire la verità che sono nonostante tutto molto ottimisti, una donna, soprattutto una ragazza, mi ha detto prima o poi Mirella prenderemo in mano noi la situazione, verrà anche quel momento, no? Tanto noi lavoriamo per questo. Secondo lei ci sarà la possibilità di riprendere in mano la situazione e di dar fiato, ossigeno a quella creatività fatta dal piccolo e medio che ancora c'è, che combatte, che cerca anche di fare squadra, magari tardi perché ormai i buoi sono scappati, però qualcosa è rimasto nelle stalle? Di riprendere in mano la situazione e di portare alto ancora una volta questa Italia meravigliosa che tutti invidiano, che tutti cercano di acquistare quando vengono le nostre attività, aziende, di tutto e di più, perché hanno capito che loro non ce la faranno mai, qui devi venire. Secondo lei, Varotto, ecco questo trasporto su queste mega strutture che alle volte dicono ma dove vado adesso? Che cosa sia sta roba? All'improvviso si interrompe e non capisci più perché si è interrotta, ma il piano Pirubì, piccoli, rumor, veramente che hanno creato queste infrastrutture e poi nel 2025-26 vediamo che non servono a niente perché non si va oltre. Soldi sprecati, buttati su una realtà che è sempre più in evoluzione. Prego, Varotto. Allora, su tutto questo ormai c'è la moda di tutte queste multinazionali, non si può frenare, ci sono e vanno avanti. Sicuramente credo nel futuro non è che loro possono andare avanti come vogliono e come credono, perché è molto più standardizzato e certi paesi tipo l'Italia non è un paese dalle cose standardizzate, perché abbiamo una conformità diversa, abbiamo le Alpi, le montagne, se parliamo di infrastrutture, abbiamo il turismo, abbiamo l'arte, tutto quello che è la nostra natura. L'importante è che l'italiano, che è stata la nostra forza, non si adatti a essere standardizzato e anche comunque hanno bisogno di una parte esterna che non è standardizzata, perché non vanno avanti, perché è molto facile, anche per me sarebbe molto facile se avessi la possibilità di fare un lavoro standardizzato, perché è più facile calcolare i costi, i calcoli, tutto il resto, ma quando c'è un bisogno di delle particolarità lavorative diverse, e se manca la figura specializzata, brava, attenta, tutto quanto, anche la multinazionale può crollare, perché sono molto, molto ampie, ma e sembra che nel tempo anche loro si siano accorti di questo, perché tanti, adesso io lavoro dei trasporti, quindi della logistica, vivo nel mio mondo, però seguiamo anche anche le altre parti artigiane, hanno bisogno dei supporti esterni molto più piccoli perché sono più creativi e risolvono dei problemi. Questo invece è il punto che i grossi gruppi devono capire, perché quel valore deve essere, non dico pagato, perché noi comunque si lavora. È un valore aggiunto. Se è un lavoro aggiunto, si lavora per i soldi, non è che si scappa. E su quello, perché non è standardizzato come la cosa normale. E su questo sarà magari il nostro futuro ancora veneto, o del nord-est, o dell'Italia per tutti gli altri, perché quella parte là sentono che in giro manca e noi ce l'abbiamo, senza volerlo. Parliamo di logistica. Cos'è la logistica nel 2026 per il Veneto? Parliamo del Veneto adesso. Allora, parlare del Veneto è riduttivo sulla logistica, che comunque le merci non è un prodotto che è standardizzato su una regione. La merce gira, viaggia perché parte da un posto all'altro, quindi quando si parla di logistica e trasporti, quando parlo posso parlare del Veneto, ma è una cosa italiana. Però nel Veneto come funziona? Nel Veneto diciamo che ci sono
Non abbiamo grosse logistiche, abbiamo dei grossi gruppi, abbiamo dei grossi centri di logistica, abbiamo i migliori interporti d'Italia perché Padova e Verona sono i due primi interporti in Italia. Come che l'ha detto, abbiamo i migliori interporti. Abbiamo un porto di Venezia che nella sua conformità fa fatica, ma perché c'è una conformità di città, di dighe mobili, di mose, quindi ha dei potenziali altissimi. E sicuramente le cose che ha bisogno non sembra nel Veneto, però sono come tutta Italia le infrastrutture, quindi le infrastrutture per far viaggiare la merce sono importantissime, anche perché nei prossimi 20 anni possiamo parlare di intermodalità, di treno, di tutto quello che si vuole, ma la merce viaggerà ancora su gomma. I treni non ce la fanno, ci sono le linee, ci sono le strutture, ma non hanno la capacità di crescere in modo veloce. Darà un supporto altissimo perché serve, ma la gomma è importante, quindi bisogna supportarla in modo che sia molto più efficiente la gomma, che sia meno impattante a livello ambientale. Tutto quello che viene deve essere supportata e portata a che la gente pensi che è un livello indispensabile. Siamo indispensabili, ma ancora la gente non se ne accorge. Allora, una popolazione che invecchia, consumi che calano, com'è la situazione nel 2026? Adesso sono partite le vacanze, il turismo, cosa vede nelle strade? C'è questo scambio come una volta? Perché devo dire la verità, anche questa mattina, venendo al lavoro, sabato, giorno di partenza per qualcuno, non per molti, ve lo dico io per qualcuno, però vedi che non c'è più quel senso di vacanza che si sentiva una volta, quel traffico già alle prime ore del mattino. Cioè, nel portafoglio del povero cittadino italiano, quello che lavora, ma che lavora veramente dalla sera alla mattina per poi vedersi che non riesce neppure a fare più un giorno di ferie, basta vedere dove è arrivato il gasolio e la benzina. Ne parliamo, perché tutti vanno in vacanza, si dà mischetti però per spostarne, e non solo quello. Ad esempio calano anche nelle zone balneari, ecco, l'affitto dell'ombrellone, dello sdraio, vanno in spiaggia libera, come fai? Con i costi che ci sono. Secondo lei meritavamo tutto questo? Oppure qualcuno si è dimenticato che se siedono su quella poltrona tutti o si sono seduti è merito di questi lavoratori che hanno dato tanto ricevendo in cambio quasi niente. Sto pensando ai servizi, alle aziende, alle persone. Là si doveva fare l'investimento. Abbiamo zone industriali dove ci sono strade che passano carretti e cavalli e basta, perché da tanto strette che sono, d'improvviso ti vedi sbucare. Ecco, lei ride, mi viene da piaso, ogni tanto io fermi che guardiamo ben, per carità. Non le sembra che ci sia stata una superficialità su quella che doveva essere una programmazione per il futuro? Perché lei giustamente, Varotto, ha detto il mondo va avanti, il progresso va avanti. Sì, ho capito, ma tu devi adeguare il progresso anche all'infrastruttura che hai. Come fai a farmi le zone industriali in mezzo ai campi, in mezzo alle case? Cioè, adesso è cambiato qualcosa, però ci ritroviamo, non è che possiamo eliminare tutto quello che abbiamo. E allora cosa facciamo, Varotto? Allora, sulle zone industriali là è stato anche un errore nostro, un errore delle aziende, un errore della politica, un po' un errore di tutti, perché non c'è stata una visione di collegamento fra sistema industriale, perché ognuno ha costruito la sua azienda vicino a casa, l'ha ampliata, è cresciuta, però magari non avendo l'infrastruttura e aver fatto una filiera ai tempi avrebbe servito un po' a tutti quanti. Cioè, io vengo da Padova e se devo pensare che più di qualcuno fosse stato tipo Volpato, perché Volpato è chi ha fatto l'interporto di Padova, faccio l'esempio di Padova, ma è un piccolo esempio. Lungimirante. Ma quando c'è un professore universitario che aveva una visione su una campagna che quella poteva essere una struttura logistica di treni qua che poteva portare una concentrazione di lavoro qua là per tutta Italia e per tutto il mondo. Cioè una visione del genere, chi 60-70 anni fa poteva pensare, se più di qualcuno fosse stato così sarebbe stato meglio, perché
E poi ogni comune, ogni provincia, perché il comune, sulle province, eccetera, pensa per casa sua. Cioè noi qua, la zona che siamo qua, San Biagio di Calalta, Olmi, Treviso, questa parte del Carbonera, cioè lei provi a prendere un camion, provi a capire da che strada prendere, c'è un divieto dappertutto qua, perché sono strade strette, perché non sono collegate, cioè se io da qua devo partire, devo andare a Valcid di Breda, cioè devo andare a finire a Treviso Sud, per andare a Treviso Nord, per uscire, perché ci sono tutti i divieti. Perché le strade non permettono di fare altro al momento. Ma tante volte basterebbe una bretella che pensare a una mega strada. Pedemontana, sono favorevole, serviva al nord del Trevigiano, però da quella dovevano già pensare dei collegamenti anche dal sud verso là, perché da Padova verso la Pedemontana non abbiamo niente, e la stessa cosa qui dalla parte del Veneziano. E poi riprendo, visto che siamo qua, devono un po' anche aumentare i limiti di velocità. Noi facciamo un'autostrada con i limiti di una superstrada. Infatti l'assessore regionale, che è un nostro collega trasportatore, in questo periodo l'ha detto, perché 70 km all'ora al camion per noi sono 10-15 minuti che possono servire per essere più veloci. È tutto come un'autostrada, ma vive come una tangenziale, perché anche è diverso, e quindi cioè, la 4 è congestionata, perché adesso tu la mattina, se parti a Padova verso Brescia, verso Milano, è diventato come una tangenziale di una città alle 8 di mattina. La terza corsia che arriva da Trieste, ne stanno parlando, facendo tutto quanto. L'altro giorno è stato anche inaugurato una nuova piazzola per i camion, va bene, ma manca la terza corsia da tanti anni. Quindi le infrastrutture servono, non c'è storia. Sa dove sono andata, che le ho detto che ho visto questi edifici enormi, ho pensato quello che ha pensato lei, ma invece di farmi fare tutto sto giro del mondo per arrivare qua, se mi facevano una bretella che collegava. Bueno, certe volte basta poco. Ma ha capito che era tutto pianificato? Perché la colata di cemento fai veloce, presto, hai spazi enormi, basta avere le autorizzazioni. Qual è il problema? Questo è il problema. Qual è il problema? Ho le autorizzazioni e ti metto su una volumetria di colate di cemento pazzesco, poi vedremo come le riempiremo. Intanto le facciamo e togliamo via la possibilità di aprire invece questi posti a queste bretelle, che sono fondamentali, visto anche la conformità del nostro territorio, per muoversi, perché non ci muoviamo più. Questa è la verità. Ecco, fai un pezzo di strada, dici che bello, poi paf, arrivi, colonna per fare 5 km, 6 km. Perché manca quello che dice Varotto. Abbiamo avuto i geni in politica strapagati per fare questo. E invece cosa hanno fatto? Quello che grandi centri commerciali dappertutto. Che per arrivarci poi dici, ma a chi serve sta roba? Ma a chi serve sta roba? Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Innanzitutto volevo dire che gli artigiani finita la guerra, c'è sta l'ossatura del Veneto, perché gli artigiani hanno costruito fabbriche, tutto quello che vede adesso. Gli artigiani non c'è le fabbriche che fanno la roba con le macchine. Gli artigiani si deve da aggiustare una roba antica, mica buono di fare tutto. Io lì porta avanti una serie di invenzioni, fare tutto quanto. Ma il mondo adesso va così, nato per le mani, dei camionisti, ve ne conosco da Feltre, da Bassan, da Pove, che ha 30-40 camion, adesso c'è chi lavora un quarto, lavorava qua in Germania, con l'Olanda, gente che lavorava, perché fare il camionista non è un scherzo, si merita quello che sa, quello che fa, perché è un sacrificio non grande, di più ancora. E dopo il governo Canaione, questo signor qua, e non esiste strade, da Padova, Sivoli, a Nord, sono ancora parlava 100 anni fa, il può venire via acqua in aeroporto Venezia, il poteva venire. Non c'è da fare una mala idea. In Gattaiana, il Brenta, il Piali, i veneziani nel 500, e non vedere la strumentazione, non vedere niente. Noi siamo buoni a farlo adesso.
E quanta roba di chi cavava via dalla strada portando tutto tramite acqua. Non vedeva volontà politica, era uno. Tutto quello che l'ha fatto imprenditori con i sui, quella roba sua. E il governo era solo chi permessi, e anche conosco tanti imprenditori, ma di uso, gente che da tanto, però gli hanno una vita in piena, adesso è a posto, gli lavora, i tempi cambiano, gli ha i suoi problemi, ma siamo dire non cerca cosa ha fatto il governo, pareva niente, lotte e basta. Adesso con quello che costa la benzina e roba, se andiamo che roba costa di più. Il 2,50 euro la benzina, una volta che aveva la benzina per i camionisti a buon mercato, giustamente un aiuto visionario a questa gente che porta i nostri prodotti in tutto il mondo. Ma è tutto sbagliato, Mirella. Io fare una politica, no, adesso, da 50 anni. Siamo andati avanti, finiva la guerra che non avevamo niente, arrivare a essere il terzo paese nel mondo. Adesso che avremo tutti i mesi per farlo, siamo scesi e non avevamo più niente. È colpa dei nostri politici, non da fare battaglie per una stupidata, se bastona al Parlamento, ma mettete posto i problemi che ha la gente come questo signor qua, perché avere una vita ai camion, spese, lavori, di tutti i colori, senza rotture e robe. Bisogna poterlo fare un mestiere per capire cosa c'è. Io dopo Venezia, sono nato a Venezia, Mirella. Anni 6 andavo che avevo 4 anni, negli anni 50, ma per dire, perché giravo tutti gli ospedali, il manicomio, gli ospedali, che vedeva Venezia nelle isole. Ma era un'altra epoca, adesso già sarà tutto, ha fatto tutto alberghi, dove vedere le isole, tutto alberghi. Adesso c'è solo il denaro che conta, non serve fare robe bene, che la gente starà bene. E quando quelli anni all'estero, io ho un parente che ha un condominio di 20 appartamenti, non sta un mese come 20 anni fa, stava un mese, adesso sta 5 giorni, 4 giorni, 6 giorni. Grazie Rinaldo, grazie, sei stato molto chiaro. È importante quello che ha detto Rinaldo, la famiglia di oggi come vive quella normale, ripeto. Però tornando alla viabilità, eppure noi abbiamo avuto questi grandi italiani che hanno nelle epoche precedenti hanno fatto il reticolato romano. Ce l'avevamo, vero Barotto? Sì. Perché loro avevano capito l'importanza degli spostamenti e hanno fatto una genialità che ancora adesso, quando veramente... No, è rimasta solo quella, ancora. Cioè, non esatto. è che hanno lavorato su quello, ma non è che hanno cercato di migliorarla. Cioè, esatto, hanno solo lavorato, perché c'è, giustamente, ma quello fa capire molte cose. Cioè la lungimiranza, la pianificazione, l'organizzazione per spostarsi, ed era tutto collegato. Cioè, ma è possibile che non riescono neanche a capire con fior di ingegneri, di geometri che abbiamo, di architetti, che si doveva giustamente prendere da quello che hanno lasciato. Mi piace tanto quella scritta che c'è su una casa antica di Verona, Barotto, che è scritto conserva. Cioè io l'ho fatto, tu conserva. Sì, conserva, però impara anche a vedere come spostarsi. Ecco, si può migliorare. Perché non si è fatto, secondo lei? Perché siamo cresciuti comunque tantissimo. Allora, pianificare, non siamo veloci. Ecco, per conto mio noi non è che non siamo bravi, perché le aziende nostre hanno costruito ponti, gallerie in tutto il mondo, abbiamo treni in Spagna, cioè non è che siamo indietro. I migliori grattacieli, tutto. Tutti quanti, non sono solo gli altri, cioè, li abbiamo dappertutto. È che siamo... Per quello mi piace essere un po' italiano, perché siamo italiani e si pensa una cosa, bisogna pensare, bisogna domandare, bisogna capirla, farla capire, fare le regole sulle regole, e ci vuole un tempo. Certe volte bisogna anche avere il coraggio di agire, ma in Italia è un po' complicato, quindi noi che ci nascondiamo dietro un dito, perché adesso non voglio dire, ma è un po' cattivo dire,
nel suo modo, il passante di Mestre in 8 anni è stato fatto. Bravo. Lasciamo, Se si vuole. però in 8 anni è stato fatto, perché la gente si dimentica, ma la tangenziale di Mestre, Mamma mia. io che faccio, soprattutto sono un lavoratore regionale che lavoro soprattutto con Veneto Est e Friuli. Ragazzi, la tangenziale di Mestre, che dopo quando andavo in giro l'abbiamo subita, l'ho subita per ore e ore e ore, perché era l'unico passaggio dal nord. Ed era un tappo. Ed era un tappo. Cioè la tangenziale è ancora adesso il passante, cioè, posso dire, è tanta roba, inutile che chi pensa, ma però in 8 anni è stata fatta. Perché c'era qualcuno che aveva capito l'importanza Hanno voluto. di farlo. Qualcuno ha voluto troppo e ha sbagliato, e hanno pagato, ok, ma è stata fatta. Ma è Se si stato vuole. ma se è stato fatto anche il ponte Morandi in pochissimo tempo. Allora, se si vuole, si supera la burocrazia. Anche il ponte di Messina, insomma. In 6-7 anni si fa se si vuole, dopo là sarà sempre un problema politico. Sempre un problema, però intanto noi ne paghiamo le conseguenze ed è un paese che non può permettersi di essere anche che fermo. comunque dopo è che si cresce velocemente e non basta, perché ci sono tante cose fatte, perché l'alta velocità e anche il sud è molto più collegato, lo stanno collegando, ma ci sono delle arterie che bisogna migliorarle, perché la parte che scende giù verso la Puglia, il passaggio verso che taglia la parte centrale, quella è ancora deficitaria in Italia. E stiamo parlando di prodotti che potrebbero arrivare al nord tranquillamente, perché noi certi prodotti non li vediamo proprio per i costi che ci sono di trasporto, perché è impossibile arrivare con certi prodotti. Sì, ecco, questo voglio sfatare un problema. Allora, noi abbiamo un grosso problema energetico di gasolio e quello è un problema, ma è più un problema però aziendale, è meno problematico per le famiglie, se devo dire, perché la percentuale che noi abbiamo di aggravio fiscale nelle nostre aziende non è percentualmente parallelo a quello che aumenta i prodotti al consumatore. Sì, ho capito. Cioè, per noi è un problema grosso perché non riusciamo a fare economicamente bilancio, perché è un costo, ma tante volte la vendono che quello che noi abbiamo è un problema per tutti gli altri prodotti. Questo un po' mi dispiace, qualcuno prende la scusa. Ma ci sono le associazioni di categoria che dovrebbero occuparsi di questo, perché scusa Varotto, o uno lavora e sta in ufficio, allora uno lavora, che tocca avere il commercialista, l'avvocato, cioè, perché sennò non ne vai fuori. No. E delle volte non bastano neppure. Devi fare tu. Ma io sono anche iscritto a un'associazione di categoria che dovrebbe adempiere a tutti quei passaggi burocratici che ci sono. Ma devo esserci sempre io con gli occhi su, che guardo, che controllo. Su questo devo un po' dissentire, perché faccio parte delle associazioni. C'è anche un disinvolgimento un po' delle associazioni da parte degli associati e ci può anche stare, perché le sconfitte politiche, ma però le competenze e il sapere che hanno ancora le associazioni non ci sono. Quindi facciamo tanti errori, ne abbiamo fatti, ma è che non è che non vogliamo non farli, è che ci sono delle difficoltà anche per noi. Ma allora bisogna dirle, bisogna parlare chiaro. Perché è inutile fare tavoli, fare commissioni, se poi nessuno sa niente, non sa neppure a chi rivolgersi. Perché io ho provato proprio con un autotrasportatore, famosa Cassa Depositi e Prestiti, che sembrava che tu andassi là e ti dessero i soldi. No, io l'ho provato e sono andata anche dalle associazioni, e la prima cosa quando bussavi che dicevano, non vedi Sky? La prima cosa, ancora prima di farti parlare, sei venuto per... Allora abbiamo provato ad arrivare alla Cassa Depositi e Prestiti. Sapete cos'è la Cassa Depositi e Prestiti? La banca. Sì, è la nostra cassaforte italiana. Capito? Allora, se eri un buon pagatore e avevi i santi in paradiso, anche se non eri un buon pagatore, ma arrivava qualcosa. Avevi i santi. Anche senza santi, ma se eri una persona, un'azienda onesta, che ha sempre lavorato, che per vari motivi si trova in difficoltà, non pensate neanche di azzardarvi a spostarvi, lasciate stare. Io l'ho provato, l'umiliazione di questa persona.
l'umiliazione con problemi di salute gravi. Ma di cosa stiamo parlando? Perché? Ma chi è questo? Ma cosa vuole? Vorrei io che fosse arrivato il grande nome, Varotto. Ed è così sui piani regolatori, chi fa la casetta se fa un mazzo così dopo 20 anni forse è una risposta, però poi il grande costruttore vedi che costruisce. Cioè Varotto, la gente, l'italiano non è stupido, solo che non ha più le armi per combattere, perché ha provato in tutte le maniere. Una volta facevano i grandi scioperi, dove li ha portati? Perché non vanno più? Perché c'è un motivo. Qual è il risultato? Che ci ritroviamo nel 2026 con 400 euro di pensione, 1200 euro se ci arrivi di stipendio? No, perché bisogna anche parlare. Ci troviamo ad avere un'Europa, perché diciamo sempre un'Europa che ci strangola, ma noi abbiamo i nostri addetti in Europa, li paghiamo, è fior di quattrini. Lei sa qualcosa di quello che firmano, di quello che fanno, perché sono là. Io l'ho anche chiesto, scusate, un po' di trasparenza su quello che firmate anche voi, visto che dite sempre l'Europa, l'Europa. No, l'Europa propone, però quando l'Europa ha detto vi daremo tutti i soldi, li hanno presi tutti, tutti. Sì, a debito. Tutti. Adesso bisogna restituirli perché non abbiamo presentato i progetti, perché, ma allora cosa abbiamo fatto con quei soldi? Ma chi è che ha manovrato quei soldi? Dove sono andati a finire quei soldi? Quella parte che sono veramente riusciti a introdurre con dei progetti, lei sa qualcosa? Cosa abbiamo visto di tutti i soldi dell'Europa, dove sono andati a finire, quanto dovremmo, perché manca poco, non è che manca. Capisce che a casa la gente dice, ma qui si stanno prendendo in giro tutti quanti? Ma cos'è sta storia? Cioè i banchi alimentari, il mondo del volontariato che deve mettere le pezze dove la politica non riesce a metterle, e anche noi cosa ci hanno segato perché doveva girare col commercialista, con l'avvocato e pagare per fare i volontari. Ma Varotto, è un momento, io lo dico, lei è stato lavoratore, perciò sa cosa dire. Sono ancora lavoratore. Ecco, è ancora un lavoratore. Io quando arriva il camion che mi porta alle derate alimentari di Verona, l'autista che scende, allora come va? Lascia perdere. Perché Nicolai, dimmi, raccontami com'è la storia. Mirella, de noiati non che ne frega niente a nessuno, lavora e tasi e vai. Capito? Hanno capito, perché a chi ti rivolgi? L'associazione di categoria, ma loro sono stati ascoltati fino adesso? No, perché avete avuto sempre, diciamo, un po' le idee chiare su quello che era. Ma chi vi ascolta? Perché lo dite voi, cioè le associazioni che vengono qua, sì, ascoltati pochissimo, e invece avete presentato progetti, proposte, non è che non avete presentato niente. E allora capite bene che l'italiano è anche stanco e vorrebbe capire un po' di più. Pubblicità. Abbiamo Nadia da Treviso, ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite. Niente, volevo chiedere, dato che è proprio che va sulla strada, questo Teraglio Est, da quanti anni è che è sulla carta? E basta, finito là, solleverebbe tanto il traffico dal Teraglio, questo. Dopo si inserirebbe sulla rotonda dell'ospedale tangenziale e ci sarebbe meno macchine, meno inquinamento, dico, perché scorre. Però ho sentito l'altro giorno, ho letto sul telefono, che fanno su un pezzo di terreno a Sant'Antonino, dove dovrebbe passare il Teraglio Est, supermercato e villette signorili, un residence. Allora, cosa ci stanno dicendo? E questi soldi sono già stati approvati per fare quella strada. Ma non mi capisco più. Un giorno dicono una cosa e un altro giorno un'altra. E dopo, in strada Ovest, allora chiudono un supermercato e adesso ho sentito il sindaco che hanno dato l'autorizzazione un altro supermercato vicino alla Piani. Ma
Non abbiamo bisogno di supermercati perché non abbiamo neanche i soldi per andare a comprare. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ciao cara Nadia, prego Varotto. Beh, l'infrastruttura ho parlato prima, se tante volte domandavano chi sono gli esperti del settore, come fare una programmazione, sarebbe meglio, quindi perché arrivano con le cose già fatte e poi ce le presentano. Adesso faccio un esempio, mi sono trovato 5 anni fa a un incontro sulla terza corsia qua da Portuguaro a Venezia, che c'era un presidente che abbiamo fatto sulla sicurezza, un video che abbiamo mandato, tutto quanto, perché per i problemi di incidenti i morti sono stati, e mi aveva detto che guarda, posso garantire perché per la fine del 2027 ci sarà la terza corsia. E gli ho detto, ma Presidente, sicuro? Sì, sì, i nostri tecnici hanno già fatto i fondi tutto quando abbiamo programmato. E devono... Chi era questo Presidente? Non mi piace fare... Ecco, vedi, noi altri veneti siamo così, non sta fame nomi perché... Era Paniz. Ah, bravo, Paniz. Comunque, era lui, non è che... perché i tecnici gli ho detto, gli ho detto guarda che è un po' difficoltoso, ma siamo sicuri e devono ancora cominciare. Ci sono i soldi finanziati, stanno partendo e sarà fatta, e quello sarà una grande cosa. E anche quando ho parlato, siamo in contatto con Stefani appena insediato tutto quanto, ho detto anche abbiamo bisogno che comuni, province, tutto quanto si parlino fra di loro, perché è facile, noi siamo anche popolo italiano, mi piacerebbe avere quella bretella ma non toccare il cancello a casa mia, per favore, perché ho un problema, quindi è quella anche sempre da un'altra parte. Sempre da un'altra parte. E anche i collegamenti fra i comuni o le province si devono parlare, perché noi non possiamo, le strade sono strette, ci sono problemi, ma non possiamo arrivare da un comune si mette un divieto, poi lo toglie, mette l'altro, ma anche perché non è che non si possa, cioè non possiamo capire come ognuno pensa. E poi i sistemi di viaggiare, si viaggia adesso con sistemi informatici, tutto quanto, non ci sono tutte queste informazioni, quindi una programmazione è la cosa migliore, a orari, a flussi delle merci, tutto quello che viene. E il Presidente Stefani come ha risposto a questa richiesta? Il Presidente Stefani, dico su due o tre cose, è stato molto interessante, perché ha parlato di fare un sistema di concentramento fra i comuni su questa cosa per il futuro, quindi l'idea non era male. È che sai, sono entrati a dicembre, adesso stanno programmando tutto quanto, certo, e parte tutto quanto, quindi non posso fare una valutazione, certo, faccio la valutazione. Però c'è la buona volontà, se non altro, di vedere. Anche lui ha detto una cosa che posso dire, il biglietto unico per girare sul Veneto, un biglietto unico, adesso senza nulla togliere, però se io ho un biglietto unico monto a destra e a sinistra diventa, perché il sistema di mobilità urbana, perché anche quella è molto importante per il futuro, la gente deve cominciare anche a usarla di più, è sempre abbastanza satura, ma sono di buoni interventi, anche perché la gente ha il luccichio del benessere, parliamo chiaro, che bisogna anche vivere e avere un'aspettativa di vita molto più rilassata e tranquilla, ma io credo che per costruire una vita ci sono delle varie fasi, c'è una fase iniziale da giovane che ci si diverte, c'è una seconda fase di studio e c'è una terza fase quando si è nel momento massimo della forza, bisogna costruire. Avere immediatamente il proprio benessere non è scontato e non è dovuto. Quindi perché adesso l'aspettativa di vita è molto lunga, arriviamo a 80, 85, 90 e ci saranno problemi in futuro, perché vediamo le case di riposo, i vecchi. Stiamo facendo atterrare violentemente. Io ho un'età che adesso abbiamo i genitori con l'età, quindi sì, tutti stanno a passare. C'è tempo ad avere un benessere di vita, perché ci sono 80 anni di vita e quindi anche i giovani devono capire che almeno per 20 anni, 15-20 anni devono costruire, senza nulla togliere, ma e anche per guadagnare bisogna lavorare sodo. Però Varotto, lei ha detto che ha anche 2 figli. Cosa dicono le sue figlie quando parla con loro? Quanti anni hanno? I miei figli hanno 23 e 26 anni. Perfetto. Cosa dicono, Varotto? Come vedono il loro futuro?
Ne parlate quando... Loro ne parlo poco perché sono anche studenti fuori sede e se lo stanno costruendo il loro futuro. E le mie figlie sono come i figli di adesso, posso dire, sono bravi ragazzi, sono educati, sono studiosi. Vedete che è quello che dico io, sentite? Ma non hanno, anche per colpe nostre, non hanno però la percezione esatta di com'è il mondo fuori, perché li facciamo, li costruiamo. Per me il fuorisede è stato un impegno anche molto importante. Per me gli è servito perché vivere fuori capisci tutto quello che vanno. Il loro futuro, fortunatamente, dico fortunatamente perché non è facile, perché le varie fasi anche adolescenziali, perché loro sono passati anche attraverso il Covid, e dico che il Covid ha fatto un scostamento giovanile molto importante, bisogna capirlo questo, perché sono usciti, non è stato un passaggio giusto o sbagliato, come è stato semplice, hanno deciso cosa vogliono fare nel futuro e questo è importante perché hanno una visione di quello che vogliono fare. E questo è molto importante. Sì, e questo mi ritengo fortunato. Ecco, io sono dell'idea, lo dico tutte le mattine, io Varotto, loro lo sanno a casa, che abbiamo tanti bravi ragazzi. Il problema è che non gli diamo l'ascolto che meritano, hanno anche le idee chiare, sono un po' confusi, ma il chiaro è l'obiettivo, ecco, sanno la strada da intraprendere al momento perché è quella, poi cambieranno, non c'è dubbio su questo, ma intanto sanno, vogliono provare. Il problema è che quando cadono bisogna essere là pronti anche perché da soli non ce la faranno. Tanto è vero che dagli esperti, avete sentito anche ieri, il cervello cresce fino a 21 anni, non sei ancora preparato, noi li facciamo già grandi a 10-12 anni perché i loro comportamenti, i loro atteggiamenti, invece sono bambini, ecco, sono pianticelle tenere da cercare di curare con la massima attenzione, è sempre l'adulto che manca. E non hanno avuto fame. Esatto, e soprattutto loro vorrebbero anche lavorare, ma guai lavorare a 14 anni, è sfruttamento, una volta non era così, dobbiamo trovare delle soluzioni. Degli equilibri, sì, l'equilibrio lo trovi con la soluzione di farli lavorare nel modo giusto, nel metodo giusto, anche pagandoli, non sfruttandoli, come sta succedendo. Ma è un problema anche, venendo noi da un Veneto, è anche un problema legislativo adesso fare crescere i giovani nel mondo lavorativo, perché non si può più. Allora, certo ci sono regole, si facciano male, tutto quello che... Le faccio un esempio molto semplice, noi come ditta di autotrasporti, ma non solo, come tutti gli artigiani, c'è una legge che non permette il secondo passeggero che non faccia parte della ditta. Ma come possiamo pensare che un figlio di un camionista possa innamorarsi del lavoro che non posso nemmeno portare io non posso portare mio figlio in camion perché mi sequestrano in camion, l'idraulico non può per legge non può portare, cioè, è una legge che stiamo lavorando da una vita, nessuno la toglie, ecco, non posso portare una persona per mostrare il lavoro com'è perché mi sequestrano il camion, perché non stiamo parlando di una multa. O la macchina della ditta. O la macchina della ditta. Anche questo, cioè come fai a innamorarsi del lavoro? E ho la paura, che su questo vado un po' contro tendenza, e ci sarà un cambiamento nei prossimi 5 anni, che ci sarà un sovranumero di persone culturalmente avanzate e studiate, giusto, perché qualsiasi famiglia, ed è giusto, vuole che i propri figli abbiano il meglio, ma dal mio pensiero, quindi me lo prendo io la responsabilità, bisogna capire questa sovrasposizione culturale anche alla famiglia se serve, perché anche nel mondo lavorativo dei laureati c'è più ricerca, sempre più la specializzazione e ci sono una marea di studi che non servono a niente. Questo è il grande problema. Servono perché ne hanno inventati, una volta in ingegneria erano 3, adesso sono 28. Se dico la laurea di mie figlie che sta facendo, neanche la capisco nemmeno io. Cioè,
Però c'è un bel passaggio veneto che mi piace, perché noi abbiamo gli istituti superiori, quelli dopo di lavoro, che c'è il lavoro-studio, e per me il giovane, se capisce questo potenziale, potrebbe crescere velocemente e potrebbe anche guadagnare velocemente. Allora l'ha capito, sa, il giovane, perché le scuole di formazione che erano sparite, i numeri hanno superato i licei classici. Vuol dire che questo giovane, ma anche quelle dopo, quelle ma questo venete. giovane ha capito, certo. Ecco, e dà un segnale, dopo sta a qualcun altro capire dopo come indirizzarlo, ma al momento lui ha detto: voglio imparare, voglio lavorare, mi intriga quel settore, voglio vederci più chiaro, tanto è vero che hanno dei numeri che anche loro sono rimasti. È anche una seconda opportunità, perché se uno non vuole fare università, perché comunque l'università ne hanno tante, è difficile, bisogna studiare, cioè non è per tutti, quindi, certo. Ma ci sono questi 2 anni che abbiamo qua nel Veneto, gli istituti per lavoro che fanno studio e lavoro, tantissimi dopo hanno lavoro assicurato e sanno che lavoro fare, e posso diventare anche degli artigiani, degli imprenditori, perché io sono andato imprenditore. Ha fatto un esempio grande: se io col mio camion posso portare mio figlio, magari si innamora del lavoro, ma anche un amico del o un figlio, amico del mio figlio, chi vuole magari essere intrigato, e invece non si può. C'è problema di personale, ma non possiamo neanche insegnare il lavoro? Bravissimo. O mostrare il lavoro? Allora qualcuno deve dare risposta a questi temi che poniamo, o sbaglio, Varotto? Perché li abbiamo eletti per quello, certo. E ricoprono poltrone importanti, strappagate, che lo dico tutte le mattine, e dovrebbero dare risposte. Sì, abbiamo commissioni, una commissione fatta da 20 persone, 20 persone, l'ha detto l'altro giorno la consigliera regionale che ho avuto ospite. Ho detto: scusi, in quanti siete in commissione? In 20, perfetto, ho detto benissimo. E ci dite cosa fate, per cortesia, cosa proponete poi alla giunta, perché là poi la commissione lavora, poi passa alla giunta, che la giunta approva, non approva e porta avanti. Noi non sappiamo mai niente. Ecco, ditemi voi, ecco, li vedete anche quando li intervistiamo, questi tavoli molto fatti di tante persone, e alla fine noi non sappiamo mai niente. Io ringrazio veramente Michele Varotto, presidente della Federazione Trasporti di Confartigianato, di essere stato con noi. Come avete sentito, le idee ci sono, la buona volontà anche, ma non basta, bisogna che la politica batta un colpo, non c'è niente da fare. Grazie, pubblicità. Allora, ringrazio e saluto Alessandro Bonnet, presidente di Piavi Servizi, di essere con noi, ma diamo la parola, se non mi cade la linea, subito a Paola Maria da Vittorio Veneto. Ciao Paola Maria, prego. Buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io volevo raccontarti la storia di uno dei miei 2 figli. In 4ª elementare ha detto che se quella era la scuola, lui non voleva più andare a scuola dopo la 3ª media. È arrivato alle medie, ha trovato un insegnante che lo ha capito perfettamente, dal giorno alla notte si è cambiati completamente. A 14 anni ha cominciato ad andare a lavorare per prendersi qualche soldino. Ha finito la scuola superiore professionale ed è entrato nel mondo del lavoro, subito appena finito il diploma. Però ha trovato subito i primi ostacoli. Praticamente ha capito che quello era un lavoro di tanta fatica, dove non si poteva progredire, quindi ha deciso di licenziarsi, perché non poteva fare un part-time, non poteva fare il corso serale come voleva lui. Si è licenziato. Naturalmente noi genitori l'abbiamo sollecitato a pensarci bene, a fare questo e altro, perché non era un periodo tanto buono. Comunque ha deciso e lo ha fatto. Ha studiato ancora, si è messo via i soldini e si è comprato un computer e tutto quello che gli serviva, i libri e tutto quello. Si è rimesso di nuovo a studiare ed è entrato in un'altra azienda di responsabilità. Là però non c'era nessuno che poteva controllare quello che faceva lui, cioè mancava una persona competente tra l'impresario e lui lavoratore, impiegato. Quindi a questo punto la responsabilità, se succedeva qualcosa, era sua. Non andava bene neanche questo di lavoro. Per fortuna ne ha trovato un altro. Però, Mirella, le ore in più che lui faceva non venivano pagate. Quindi anche questo è un problema.
Lui era orgoglioso del lavoro che faceva, era orgoglioso per la fabbrica dove lavorava, però non veniva riconosciuto né il merito né niente, e questo è un guaio perché fa perdere la passione per il lavoro, fa perdere tutto quanto, capisci? Ecco, quindi volevo dire questo: se gli imprenditori facessero il loro lavoro e tenessero in considerazione questi ragazzi che hanno voglia di lavorare, perché mio figlio non è uno di quelli che guarda l'orologio, alle 5 si finisce, no, se doveva fare una cosa lui continuava finché, però in busta paga non si trovava quello che faceva in più, e questo non va bene. Adesso è in un'altra fabbrica ancora, ha ancora studiato con i corsi di formazione interni e praticamente è direttore del personale e dovrebbe diventare, se tutto va bene, anche il direttore dello stesso stabilimento. Hai visto? Quindi la sua arrampicata l'ha fatta, però come dicevate anche voi bisogna partire dalla gavetta, bisogna partire dal nulla e pian piano fare l'arrampicata. Da là non si scappa, e se siamo ridotti così è perché ci sono persone incompetenti che non sanno neanche cosa vuol dire lavorare, che non sanno neanche leggere una mappa o una carta che hanno sotto il naso, come qua in provincia di Treviso, che mandano la bolletta dell'allacciamento alle fognature in una via dove le fognature non ci sono, oppure qua da noi la tassa sul passaggio fuori dei cancelli perché abbiamo il marciapiede e quindi saliamo sulla proprietà del comune. La strada non si sa se è comunale o regionale o provinciale, quindi la tassa bisogna pagarla per tutti e due e non abbiamo neanche il marciapiede. Questa è la competenza di chi abbiamo negli uffici. Io non dico altro, Mirella. Grazie Paola Maria, grazie, abbiamo sentito, poi ognuno fa le proprie riflessioni. Sentiamo che riflessione fa Alessandro Boni, il presidente di Piave Servizi. Ecco, mai come adesso dobbiamo capire cosa sta succedendo, questa acqua che manca. Ho avuto il sindaco di Pieve di Cadore che ha detto qua piove sempre, voi giù siete a secco. Prego, Presidente. Beh, allora partiamo intanto da dei dati che siano dati oggettivi. L'ARPAV cosa ci dice? Ci dice che la primavera del 2026 è la quinta meno piovosa nell'arco temporale che va dal 1991 ad oggi, che è l'arco temporale nel quale ci sono i rilevamenti. Quanto ha piovuto in meno? Più o meno il 20% in meno rispetto alle annualità, alla media di questo periodo. I dati però, giugno per esempio, do un dato, tanto per parlare di numeri e non parlare di impressioni. Giugno ci sono stati in Veneto mediamente 85 mm d'acqua nei confronti dei 100 che di solito cadono, mediamente, parliamo sempre di dati medi. Per quanto riguarda, scendendo più nel dettaglio, nell'ambito di Piave Servizi, noi abbiamo fatto degli studi che sono molto dettagliati, con le università di Padova e l'università di Ferrara. Ci dicono, per esempio, la Valle Apisina, che è uno dei bacini principali che portano l'acqua nelle case dei cittadini, che danno l'acqua per le case dei cittadini. La pioggia mediamente è sempre la stessa. Qual è la questione? È che gli eventi climatici, piovosi, eccezionali diventano sempre di più. E per noi, per un gestore dell'idrico, il tema non è quanto piove, ma quanta acqua rimane nel territorio. E quindi avere degli eventi climatici, piovosi, meteorologici estremi, per noi diventa estremamente difficile tenere l'acqua sul territorio, perché quando sa benissimo chiunque, qualsiasi cittadino riesce a capire che un evento meteorologico estremo fa sì che l'acqua vada direttamente nel fiume e poi direttamente nel mare, piuttosto che quelle piogge, quelle perturbazioni che eravamo invece abituati per secoli ad avere, che avevano un andamento molto più ordinario, molto più continuo. Quindi qual è il compito di Piave Servizi? È fare in modo che la cosiddetta resilienza, voi sentirete molto parlare in telegiornali di resilienza. Cosa vuol dire la resilienza? Fare in modo che il sistema funzioni anche quando è sottoposto a eventi di stress particolari, di criticità, di crisi particolari. Tradotto per un acquedotto cosa significa? Significa continuare a dare l'acqua alla gente anche quando ci sono delle crisi climatiche eccezionali. Però è anche vero che noi abbiamo un colabrodo idrico. È vero, non è vero? Cosa è stato fatto?
Allora, dire che c'è un colabrodo è vero, bisogna contestualizzare ovviamente quanto si dice, perché rispetto a altre realtà il nostro è un acquedotto che è un gioiellino. Rispetto a quello che vorremmo che fosse un domani, invece abbiamo ancora molta strada da fare. Cosa è stato fatto? Do un dato, per esempio, rispetto al 2025. Questi sono dati che sono pubblici, sono pubblicati sul sito. Sono stati fatti 31 milioni di euro di investimenti. Sono stati rimodernati 1000 chilometri controllati 1000 chilometri di condutture. Sono stati rifatti e risistemati 30 chilometri di condutture. Parlo solo delle condutture dell'acquedotto. Cosa significa controllati e monitorati 1000 chilometri? Vuol dire che per 1000 chilometri abbiamo un telecontrollo e una distrettualizzazione che ci consente di individuare tempestivamente le perdite col telecontrollo, e la distrettualizzazione, cioè la suddivisione della rete in piccoli distretti, ci consente anche di individuare dove sono e intervenire rapidamente. La miglior perdita per noi è quella che si riesce a prevenire. Allora, 1000 chilometri, 30 chilometri. E gli altri quanti chilometri sono e come si potrebbe intervenire? Perché se continuiamo a perdere acqua, come dice lei, perché lei ha ammesso che è un colabrodo, abbiamo fatto questo, però bisogna intervenire e andare oltre. Per fare questo avete bisogno di investimenti, perché sennò cioè non è che può sempre arrivare la bolletta all'utente. Hanno capito l'importanza di mettere veramente in sicurezza questo bene meraviglioso che è l'acqua, e soprattutto capire tutti quanti noi che non dobbiamo sprecarla, perché sembra quasi che l'acqua sia un qualcosa così. Allora io mi domando, quando ci sarà veramente anche un cambiamento culturale sull'uso di questo bene preziosissimo? Io non so dove ho letto che un imprenditore ha detto bisognerebbe far pagare l'acqua molto cara, così capirebbero l'importanza di quello che stanno facendo. Ma io, se devo essere sincera, mi sembra che quasi tutti noi capiamo che è un bene in assoluto l'acqua. C'è qualcun altro che forse non lo capisce, tanto qual è il problema? E soprattutto capire anche nel mondo giovane, tanto è vero che voi avete dato dei segnali anche nelle scuole per far capire l'importanza dell'acqua, e questi bambini l'avevano recepito molto bene, ecco, perché sono molto attenti a queste cose anche se sono piccoli. Il problema è che bisogna vedere poi quando arrivano a casa, ecco, l'educazione che si dà. Cosa vede dopo anni che cercate anche voi di fare questo, Presidente? Allora, mi hai fatto una domanda che presupporrebbe una puntata intera. Beh, abbiamo tempo, parliamo. Allora, cominciamo per ordine. Il discorso dei bambini. Noi abbiamo investito negli ultimi, dal 2019 ad oggi, facendo in modo che prima i ragazzi delle scuole primarie, poi quelle delle medie, fossero coinvolti in progetti di valorizzazione dell'uso dell'acqua consapevole. E abbiamo investito per esempio nella distribuzione delle borracce. Io quando andavo nelle scuole 6-7 anni fa a parlare, e ne ho frequentate centinaia, vedevo i bambini con la bottiglietta dell'acqua minerale. Adesso quando vado trovo i bambini che vanno a ricaricarsi, e questo punto numero 1, successo. Altra cosa, io lo vedo, ho degli amici eccetera che hanno dei figli tra i 6, 7 e i 10, 12, 15 anni. E questi ragazzi, quando li vedo che si lavano i denti, chiudono il rubinetto dell'acqua. Mio figlio è più vecchio, lo ha sempre fatto. Ma questo vuol dire che la cultura sta passando. Quello che è stato fatto col mondo, per esempio, dei rifiuti, della raccolta differenziata 25 anni fa, noi l'abbiamo fatto un po' in ritardo. Siamo partiti nel mondo dell'idrico un po' in ritardo, ma sta dando i primi frutti. Perché ci sono già i ragazzi che dicono ai nonni: nonna, attenzione, chiudi il rubinetto, ti saponi le mani e lo riapri. Questi sono tutti buoni comportamenti. Cosa stiamo facendo noi sul mondo degli investimenti? Noi stiamo investendo moltissimo, siamo cresciuti da un numero
10 anni fa una società come la nostra investiva mediamente tra i 4 e i 5 milioni all'anno, ora investe 30-31 milioni all'anno negli investimenti nelle reti. Quindi è una crescita esponenziale. Come abbiamo investito? Siamo diventati SPA, abbiamo fatto gli hydrobond grazie alla Banca Europea degli Investimenti. La Banca Europea degli Investimenti ha creduto al nostro progetto, non solo Piave Servizi, ma del sistema veneto dell'idrico, che è stato autorevole e ha ispirato fiducia a queste istituzioni finanziarie europee, e anche il PNRR. Bisogna essere anche onesti. Noi abbiamo ricevuto 18 milioni per il monitoraggio e la distrettualizzazione delle reti. Finalmente qualcuno dice dove abbiamo, sono andati a finire questi soldi. Perfetto. Li abbiamo messi a terra e rendicontati. E altri 5 milioni per degli interventi puntuali. Questi sono stati gli investimenti, a cui abbiamo aggiunto 6 milioni dei nostri, che ha consentito di distrettualizzare tutta la rete. Quindi tutta la rete di Piave Servizi è distrettualizzata, divisa in distretti che vengono controllati. Abbiamo una control room che potete venire a controllare, è più o meno come uno studio televisivo, ci sono degli schermi giganti e tutta la rete viene controllata H24. È una rivoluzione copernicana nel modo di gestire la rete, cioè la perdita viene individuata in tempo reale. È logico che ci vogliono dei tempi, ci vogliono delle risorse per continuare a investire, perché cambiare il tubo costa sempre più soldi, però queste risorse derivano dalla bolletta, devono derivare secondo me anche dalla fiscalità generale, quindi dai contributi delle tasse. Prima facevi riferimento a un imprenditore che sosteneva che il costo dell'acqua dovesse essere molto più elevato. La realtà europea ci dice questo. Se uno va in Germania, il metro cubo d'acqua, compreso la depurazione, costa mediamente 2 euro. Se uno va in Germania costa mediamente 5,50 euro. In Francia 6 euro, in Danimarca qualcosa di più. Siamo sicuri che da noi questa operazione sia sostenibile da un punto di vista sociale? Questo è un problema che non spetta a me decidere. Io mi occupo di gestire le reti dell'acqua con una tariffa che non decido io, ma che decide l'autorità, la cosiddetta ARERA, l'autorità di regolazione. Siamo sicuri che portare il costo dell'acqua a 5 euro al metro cubo sia sostenibile? Per noi sarebbe grasso che cola, nel senso che riusciremo a fare molti più investimenti per il territorio. Oddio, Presidente, se aumentano gli stipendi nella maniera dovuta, come sono in Germania, che prendono 5.000 euro, 4.000 euro, forse riusciremo a pagare l'acqua anche di più. Certo che se ci lasciano gli stipendi che abbiamo, le pensioni che abbiamo, anche i 2 euro sono tanti per qualcuno. Questa è la verità, è inutile che ce la giriamo. Perché fanno questo? Perché hanno la possibilità di farlo, perché la vita è diversa. Ecco, l'economia gira in maniera diversa. Ma la mia domanda è anche questa. Ma adesso c'è il problema di PFAS. Io ho avuto esperti, ho avuto i medici per l'ambiente, il comitato no PFAS, e c'è questa preoccupazione che questa falda si sta allargando molto e di più. Come si può prevenire? Perché veramente è un problema che riguarda un po' tutti, non è che siamo tanto lontani da questa falda. Cosa dice, Presidente? Lei sente questo problema, ne parlate, cercate anche di capire in caso che cosa possiamo fare? Allora, la Regione Veneto è stata la prima regione che si è dotata di una normativa per controllare, perché spesso ci sono realtà dove i PFAS non ci sono perché non vengono controllati. Non parlo di in Italia, prendo anche all'estero. Certo. È come quando vado a farmi le analisi del sangue, se uno non controlla solo i globuli bianchi, i globuli rossi e non controlla il colesterolo, poi dice ma tu hai il colesterolo? No, mi sono a posto. In realtà poi ce l'ha 800. Ecco, i controlli in Veneto vengono fatti e ci consentono di dire che quando un'acqua è data come potabile è un'acqua sicura. Quindi l'acqua che viene immessa nei rubinetti è un'acqua controllata e sicura. Questa è la prima considerazione, perché ci sono ULSS, ARPAV e controlli dei laboratori e dei gestori che lavorano in sinergia e non sono gli stessi, quindi non ci possono essere neanche dubbi
sull'autorevolezza del dato, perché se ci sono 3 laboratori diversi vuol dire che il dato è sicuro. Prima considerazione. Cosa fare per prevenire? Bisogna innanzitutto tutelare le fonti da contaminazioni, quindi vanno continuamente monitorate, vanno campionate, va fatto un lavoro di sinergia con ARPAV, con ULSS, con le autorità locali per segnalare eventuali fonti di rischio, perché quando una falda è contaminata poi il sistema di filtrazione con i carboni attivi che funziona costa l'ira di Dio, però bisogna prevenire questo. Faccio un esempio di Piave Servizi. Noi abbiamo tutta una zona che è un bacino importante, quello della Valle Pisina, che per fortuna per ora è talmente, isolato che ci dà condizioni di sicurezza che sono ottimali. Però non è il solo, dobbiamo dare acqua a 342.000 persone al giorno e quindi abbiamo varie fonti a quali andiamo a attingere. Dobbiamo fare un lavoro di resilienza, cioè fare un lavoro che se un domani, usiamo questa ipotesi, se un domani una fonte andasse in crisi riesco a dare l'acqua perché ho delle fonti alternative che mi garantiscono il servizio. Questo vuol dire fare anche prevenzione, no? Questo vuol dire fare prevenzione. Però per fare questo bisogna sempre più investire. Assolutamente perché sì. veramente è una cosa che riguarda la salute pubblica. Acqua è salute pubblica. Abbiamo Pietro da Zero Branco. Ciao Pietro. Ciao Mirella, come stai intanto? Bene, grazie Pietro. È una cosa a Bonetti dire che l'acqua ha battuto sul mare, zero che è il fiume zero, il canale Vernise è vivo e dopo un altro canale tra Zero e Quinto che porta l'acqua via. Qualche anni fa i boi, i casseri come feia una volta, dai grumata, la ferma dentro e qui in più porta via. Ad esempio con dei fossili deserti che dobbiamo fare casseri che mai più. Il consorzio di vuole miglioramento fondiario per irrigazione, che ha fatto il bacino del Vernise, l'acqua prima era 1 metro dal livello del campo, adesso si andava a 5 metri, come si fa? E che tocca bestamare. L'acqua dobbiamo fermarla, che centralini elettroniche che lì un po' che tutto quanto, con piove tanto, passa e lascia. Bisogna tenerla sul posto. Ciao. Grazie Piero da Zero. Vuoi dire qualcos'altro Piero? No, un saluto Bonetto perché ho visto ancora che sta... Anche perché dà delle risposte molto chiare e devo sempre ringraziare Alessandro Bonnet. Allora, grazie Piero. Piero da Zero, questo è il fiume Zero. Dovremmo tenere l'acqua là e cercare di raggrupparla perché è importante. Si fa questo? Allora, l'acqua va trattata in maniera organica, nel senso che non si può andare a giri in un punto perché sappiamo che quando si va a mettere mani in un punto vuol dire dare delle conseguenze anche a chi sta a valle e anche a chi sta a monte. Quindi noi come Piave Servizi non ci occupiamo dei corsi d'acqua, sappiamo benissimo che noi ci occupiamo di acquedotto e depurazione. Tuttavia il mondo dell'acqua deve trovare un ambiente in cui discutere del bilancio idrico in maniera assieme, perché dal bilancio idrico, dall'acqua che c'è in un territorio dipende l'agricoltura, dipendono le industrie e dipendono i cittadini. Però quella è l'acqua. Quindi quando andiamo a intervenire causando delle conseguenze anche a questi 3 grandi gruppi di attività. Bene fa a introdurre il nostro ascoltatore il tema di trattenere l'acqua nel territorio, perché se voi vi ricordate, io all'inizio di questa puntata ho fatto un passaggio. Per noi servizio idrico non conta quanto piove, per noi servizio idrico conta quanta acqua rimane nel territorio, perché il cambiamento climatico ha generato qualcosa che noi non avevamo mai visto, cioè precipitazioni estremamente intense che scorrono via e se ne vanno e delle temperature che l'abbiamo toccato con mano sono eccessive e hanno un'evapotraspirazione, causano un'evapotraspirazione
che fa sì che l'acqua evapori molto più rapidamente e se ne vada nell'atmosfera. Quindi tenere l'acqua nel territorio con adeguate opere di presa è fondamentale, sarà fondamentale per la resilienza, per fare in modo di garantire l'acqua, la continuità del servizio anche nei periodi critici. Allora, un imprenditore molto importante, Mosole, che lei sicuramente conoscerà, ha detto che non servono i bacini di laminazione perché ci sono le cave. Le cave possono essere sfruttate per fare come bacino di laminazione. Lei è d'accordo su questa dichiarazione di Remo Mosole? Allora, sì però, nel senso, ripeto, il tema dell'acqua è un tema complesso. C'era una norma della Repubblica Serenissima che diceva che chi si occupa dell'acqua non avendo titolo, non avendo titoli, deve essere rinchiuso nel carcere di Piombi. Beh, è meglio che non diciamo perché se verremo in Parlamento siamo perda, Presidente, siamo perda questa frase, per carità, per carità. È una legge della Repubblica Serenissima che non è più in vigore. Ma la cito perché il tema ci sono esempi di cave anche vicino a casa mia dove so che il Consorzio di Bonifica ha provato a usare la cava come contenitore d'acqua. Esatto, come bacino di laminazione, e quindi credo siano da valutare nella pianificazione appunto dei corsi d'acqua, eccetera, siano da valutare in maniera molto attenta. È ovvio che vanno valutate se servono, se contengono l'acqua e non la disperdono, con un sacco di Abbiamo gli esperti che possono fare questo, o sbaglio, abbiamo fior di esperti, abbiamo un mondo tecnico che si occupa della cultura dell'acqua e della gestione della risorsa acqua, che ha delle competenze che sono a livello mondiale. Sentite? E quindi non siamo secondi a nessuno. Io conosco meglio quello del servizio idrico integrato, ma noi collaboriamo con i maggiori esperti mondiali, e i maggiori esperti mondiali, quando vengono a parlare da noi, parlano con degli interlocutori autorevoli, e quindi possiamo imparare da tutti, ma non abbiamo bisogno di lezioni a nessuno. Ma in effetti lui non dava lezione, faceva una proposta, visto che si parlava di bacini di laminazione, e lui ha fatto una proposta, lui è anche uno scavatore, perciò penso che abbia le idee più chiare anche di qualcun altro, che parla di questo, come dice lei, senza sapere di cosa parla, però era una proposta, a mio avviso, da mettere sul tavolo e assieme a persone competenti vedere se si riusciva a fare, visto che questi bacini di laminazione stanno dividendo in due anche il Veneto, con sindaci favorevoli, sindaci contrari, la politica che essendo in campagna elettorale fa fatica a prendere posizione. Intanto noi perdiamo l'acqua, ma la perdiamo su fiumi importanti, ad esempio il Piave è sempre in secca, 1000 deviazioni, qualcuno dice, e non riusciamo più a vedere il Piave, di cui non passa lo straniero, adesso può passare uno straniero chissà quanti, perché è quasi sempre in secca con dei rivoli. Cosa è successo, Presidente? Il Piave è uno dei fiumi che è più, come dire, antropizzati del mondo, cioè è soggetto a tanti utilizzi, a tanti prelievi. Il Piave è un fiume che dà la vita al nostro territorio, fa crescere il nostro territorio, è stato tanto utilizzato. Ma non solamente per usi come dire, dell'uomo in senso agricolo, ma anche per la produzione di energia elettrica. Tutto il mondo dell'energia dell'idroelettrico, e produciamo un sacco di energia idroelettrica, deriva dai prelievi che vengono fatti nell'asta del Piave. Quindi mettere mano su una cosa del genere è mettere mano su un'organizzazione complessa, perché quando tocco da una parte porto conseguenze dall'altra. Ben vengano le proposte tipo questa delle cave, eccetera, ben vengano, però vanno inserite in un ragionamento che deve essere necessariamente complesso. Cioè la soluzione è mettere l'acqua da una parte piuttosto che mettere l'acqua dall'altra. Non ci sono soluzioni semplici, se no le avrebbero già pensate. Ma noi abbiamo la fortuna, Presidente, di avere questi grandi fiumi, un paese meraviglioso circondato dall'acqua,
e abbiamo regioni nel sud Italia che non hanno neppure l'acqua. Qualcuno si pone il problema, no? Visto che andiamo sulla Luna. Allora, o c'è la volontà di capire che bisogna fare dei tavoli con persone competenti, esperte, che li abbiamo, come dice lei, e cercare di arginare quello che sarà il futuro, pianificare, ad esempio, i soldi del PNRR, che una parte siamo riusciti a usarle e un'altra sembra quasi che dobbiamo restituire perché non abbiamo presentato i progetti adeguati. Mi sembra uno scandalo. Con tutto quello che ha bisogno il nostro Paese, con tutti gli esperti che abbiamo, fior di ingegneri, di architetti, di tutto, non siamo riusciti a portare avanti certi progetti. Lei ha detto chiaramente, io i soldi del PNRR sono riuscito a impiegarli per la comunità, per un bene pubblico. E gli altri dove sono andati a finire? Non lo chiedo a lei, Presidente, me lo chiedo io. Ma allora capisce che noi a casa riusciamo a fare i conti? Dove sono andati a finire i soldi del PNRR? Cosa hanno fatto impiegando quei soldi invece di fare quello che serviva al nostro Paese? Perché se veniamo a sapere, perché a medio e lungo termine qualcosa si verrà a sapere, che sono stati impiegati per delle opere che non hanno portato niente alla comunità italiana, capisce bene che l'italiano si arrabbierà anche, perché continua a pagare le tasse, continua a chiedere servizi, una popolazione che diventa sempre più diversamente giovane, i giovani che non trovano spiraglio perché devono uscire dal paese per avere rispetto dello studio, anche se li prepariamo benissimo qua, e soprattutto il bene pubblico che è l'acqua. Questa acqua che abbiamo ancora il sito aperto, che nessuno lo chiude, è ancora aperto. E il cittadino dice, ma allora cosa ci racconta? Lei sta raccontando la sua storia, che è una storia importante, di numeri, di chilometri, di dati, di quello che è stato fatto. Ma quello che si avrebbe potuto fare molto di più, perché lei ha anche spiegato, siamo arrivati fin là e dopo quello non potevamo più fare. Anche se, come lei dice, c'è il problema che abbiamo l'acquedotto che è un colabrodo in tantissime parti. Questa è la verità. Perciò diciamo alla nonnina non dar da bere al geranio o all'orticello perché sprechi troppa acqua e poi abbiamo il colabrodo che la mette fuori. C'è qualcuno, secondo lei in politica fa parte anche di un partito importante che è la Lega, poi le chiederò che cosa sta succedendo perché dobbiamo anche capire, lei è un militante di vecchia data, sa cosa, siete arrivati anche al 3% con la Lega, dicevano, e adesso ci risolleveremo. Come abbiamo sempre fatto, qualcuno ci crede. Secondo lei non sarebbe il momento di capire che la politica è stata messa su quelle poltrone per fare il bene della comunità dell'Italia e non per i propri interessi o gli interessi di qualcun altro? Allora, cominciamo, avevi fatto un bel riferimento al bisogno che ha tutto il territorio nazionale l'acqua. Allora, io sono stato nel direttivo idrico nazionale. Lo so. Quando si parla di acqua in Italia si parla di un'entità che è profondamente diversa. C'è tutta una parte d'Italia dove il sistema della legge Galli, cioè aziende specializzate come la nostra nella gestione dell'acqua, non è stato attuato. Ci sono ancora le gestioni in economia. Di quando è la legge Galli, mi chiederai? 1994, quindi non è stata attuata una legge dello Stato del 1994. Quanto è la media nazionale delle gestioni in economia di investimenti a pro capite? 8 euro pro capite all'anno. Quant'è la media italiana per le aziende come la nostra? 70 euro pro capite. Piave Servizi fa 100 euro pro capite all'anno di investimento. Questi sono gli investimenti. Il PNRR per un'azienda in economia, l'azienda in economia non ha la specializzazione, il know-how, le conoscenze, le dotazioni professionali per mettere a terra i soldi del PNRR, dell'idrico. Questa è la realtà. Quindi quando mi dici ci sono zone che non hanno l'acqua, ci sono zone che non hanno l'acqua non perché l'acqua non c'è, ci sono zone che non hanno l'acqua perché non hanno le conoscenze, le professionalità, forse la volontà per riuscire a dare questo servizio. Questa è la realtà. Questa non è la risposta politicamente corretta, è la risposta vera.
Ho capito che è la risposta vera, ma è la politica che deve intervenire in questo. Bisogna che ci sia un atto di responsabilità ai territori, perché sono i territori, non è Roma che deve andare a dire a Canicattì che devi attuare la legge Galli. Dovrebbero essere i cittadini, gli enti locali, eccetera, che si arrangia a organizzarsi come siamo organizzati noi da quando? Dal 1994. Ma questo viene detto ai cittadini secondo lei, oppure i cittadini non sanno neppure quello che si potrebbe fare? Perché capisce, come quando si parlava della fusione dell'Unione dei Comuni. Quando si è andati a votare, cosa abbiamo visto? Che nei comuni dove è stato spiegato al cittadino l'importanza di fare questo, o l'unione o la fusione, il cittadino ha capito e sono riusciti a fare la fusione o l'unione, conforme cosa si decideva. Dove non è stato spiegato al cittadino cosa voleva dire, perché all'improvviso è uscito sta unione, sta fusione, cos'è sta roba, i sindaci che hanno tenuto il proprio orticello non l'hanno spiegato ed è successo che l'amministratore ha detto io rimango così perché va bene così. Il ruolo del comitato che c'era una volta, i comitati dei cittadini, erano proprio di comitati importanti per far capire quello che si faceva nel territorio, cosa si poteva fare con le critiche e le proposte. Dopo questo cittadino che aveva iniziato a capire, e ve lo dico sinceramente, l'importanza dell'ambiente, perché il nodo è stato là. Quando il cittadino ha fatto delle proposte per tutelare l'ambiente, la salute dell'ambiente, ecco qua che è calato il sipario, perché creava un problema, un precedente. Si doveva gettare e soprattutto pianificare con delle colate di cemento pazzesche, cosa che il cittadino non avrebbe accettato. E allora cosa hanno fatto? Hanno eliminato questo importante mezzo dove veramente riuscivi a dire quello che pensavi, perché abbiamo a che fare anche con persone competenti, non sono mica tutti ignoranti, gli ambientalisti o che dicono no perché politicamente appoggiati. Io ne ho avuto tantissimi, hanno una competenza e una preparazione perché sanno di cosa parlano. Allora la politica, io l'ho detto l'altro giorno, l'ho detto anche stamattina e lo ripeterò, io sono andata su un paesino per caso e ho visto colate di cemento su un centro commerciale enorme che non so a chi servirebbe e a chi servirà. Montagne di cose che non riesci neanche a capire cosa vende quello, cosa c'è dentro là. Però la montagna di cemento l'ho vista. Poi parlo stamattina con Michele Varotto, che è presidente della Federazione Trasporti di Confartigianato, e dice, bene tutto, ma abbiamo bisogno di bretelle, di collegamento, perché non ne veniamo fuori. Sapevano benissimo che servivano le bretelle, ma al posto delle bretelle hanno fatto la colata di cemento. Intanto facciamo quella, poi dentro troviamo da mettere qualcuno. Però è stato azzerato la possibilità di fare il collegamento con la bretella. Cosa passi sopra? Cosa fai? Una sopraelevata dopo? Allora capisce che il cittadino che vede questo e che continuiamo a sentire che nascono nuovi supermercati, cioè si parla sempre di cemento. La terza corsia, la quarta corsia, invece di parlare ferrovia, di parlare di porti, visto che siamo circondati dall'acqua, Presidente. Anche se Varotto dice, guardate che il futuro sarà sempre sulla gomma, perché prima che parta la ferrovia o i porti, hai voglia, facciamo ora tempo fare 7 corsie. Ma perché? Perché mettono in mezzo i paletti, non perché non si possa fare, perché il business è sulla terza e quarta corsia, Presidente. È là il grande business. Non è investire sull'idrico, l'importanza di capire cosa sta succedendo, che siamo senza acqua, facciamo la pista da bob? Eh sì, perché quella è importante, adesso non si sa neanche come funziona, però è là.
è quello che facciamo il tram, ma non abbiamo le carrozze adesso, è pronto, mancano le carrozze, adesso vedremo se trovano le carrozze. Capisci che il cittadino a casa è anche stanco, Presidente, di essere preso in giro, di non vedere. Abbiamo gli anziani che avrebbero bisogno di strutture adeguate, di coausi. Ecco, io chiedo, andrò a trovare anche il Presidente della provincia su Villa Franchetti, perché dobbiamo anche farli atterrare dolcemente. E queste persone sono quelle che hanno lavorato una vita e non quei mezzi che abbiamo noi, ma spaccandosi la schiena per farci diventare grandi e li buttiamo così. È così che li trattiamo, che devono fare lo speed, che non sanno neanche usare il telefonino, la medicina telematica, dove, quando, come, me lo vogliono spiegare. Lo so che lei si occupa di altro, ma è anche un cittadino. Ha detto prima, mi ha detto mia moglie mi dice, i miei figli, Varotto mi dicono, ma Cristo, ma noi cosa dobbiamo aspettare? Che arrivi qua il Messia per far capire che siamo un paese con 1000 potenzialità, perché è vero. Abbiamo tutto, mare, montagna, laghi, non ci manca niente, ci manca il buonsenso. Ne abbiamo 5, ma in politica manca il 6º, che è il buonsenso. Cosa dice, Presidente? Perché vorrà pur parlarne di queste cose, no? Beh, allora, il rispetto soprattutto per gli anziani, che hanno costruito il benessere che noi abbiamo, se noi possiamo vantare di essere una delle prime economie del mondo e avere un grado di benessere elevato, lo dobbiamo a loro, non al caso o alla fortuna. Perché il nostro era un territorio povero. I giovani di oggi non si rendono conto che noi fino a 70-80 anni fa eravamo un territorio povero in cui si faceva la fame. Poi c'è stato il miracolo, i pro e i contro evidentemente, ma grazie alla fatica e al sudore dei tanti possiamo ora vivere in un'economia di benessere. Ciò detto, ci vuole quindi rispetto e riconoscenza. Non si può tradurre questo in un atterraggio che non sia dignitoso e quindi questo è fondamentale. Per quanto riguarda gli investimenti di cui io parlo, sono investimenti che purtroppo non si vedono perché vanno sottoterra. E dico di più, quando facciamo le fognature, che fanno un bene enorme per la qualità dell'acqua, perché dove non ci sono vediamo i fossi neri, Che è salute pubblica poi. Che è salute pubblica, dignità, rispetto dell'ambiente, rispetto per il futuro di chi andrà a vivere dopo su quel territorio. In più portiamo una rottura di scatole tremende nelle case, perché vuol dire collegare tutti gli scarichi alla fognatura, che ti costa, che devi tirare su il parcheggio davanti a casa, crei disagio e quant'altro. Quindi io vi parlo di opere che creano disagio, che non sono belle da vedere, non è la aiuola con i fiorellini e tutto. Ciò detto, per chi gestisce la cosa pubblica è fondamentale portare avanti anche questo, perché crea il benessere di domani. Ma bisogna spiegarlo però, perché io sono convinta che se tu spieghi al cittadino, guarda, ti sto facendo le fognature, grosso modo è questo tempo che impiegherò, ma per il tuo benessere, il cittadino capisce. È che quando arriva la bolletta e nessuno la spiega, dico, ma cosa sia sta roba qua? Ma perché devo pagare se poi esco di casa e mi trovo quello che mi trovo? Perché non viene spiegato, non c'è trasparenza in questo paese su quello che si fa e quello che si impiega col denaro pubblico. È là il grosso problema e non lo spiegano perché sennò non possono fare le cose che fanno. Chi se ne frega della piazza in questo momento, della fontana? Ho bisogno di un servizio diverso, il servizio alle persone che è diverso, Presidente. E l'acqua è un bene prezioso, dobbiamo imparare. Però se non viene lei, non è che ci sia tutta questa informazione su quello che faccio, quello che puoi fare. E quando questa persona ha detto l'acqua dovrebbe costare molto di più, ha ragione, perché è oro, è l'oro bianco, che non riusciamo a capire. Ma perché non ce lo spiegano? Cos'è l'acqua? L'ho adoperata fino all'altro giorno, mentre lo sta spiegando lei, il bambino che va a scuola e che capisce, dice alla nonna, nonna chiudi il rubinetto, perché dopo lo puoi riaprire per lavarti le mani, ma intanto chiudilo. Ecco questo cambiamento culturale, ma in attesa che arrivi questo. Il politico che è il nostro referente, che è seduto su quella poltrona per fare questo, perché c'è il ministro per l'ambiente, ne abbiamo di persone pagate che potrebbero dare risposte. Cosa fa? Come ci informano?
Le sembra che la bolletta sia così semplice da leggere? Che te vai dal commercialista e dici scusa, mi leggi sta bolletta per cortesia perché non ho mica capito cosa devo pagare, come. Prego Presidente. Allora, il tema della bolletta. Io quando sono diventato Presidente di PR Servizi entro all'ufficio clienti e dico la bolletta qua, questa è la mia bolletta, non capisco niente, quindi bisogna cambiarla. La responsabile dell'ufficio clienti mi dice Presidente, bella affermazione, questa è la bolletta che fa l'autorità. Quello dove noi possiamo agire è questo quadratino qua in seconda pagina. Noi possiamo mettere le informazioni che vogliamo noi in questo quadratino là. Questo ve l'ho detto perché le bollette sono standard, sono disegnate, lo schema è disegnato dall'autorità e ha delle informazioni che devono essere contenute. Quindi spesso sono informazioni tecniche di difficile comprensione, è stato fatto un lavoro di miglioramento grafico per cercare di migliorare, però noi andiamo a lavorare su dove possiamo lavorare. Scusa un attimo, no, perché bisogna anche interloquire. Allora, lei ha detto questo, lei ha fatto un nome, Era, allora si va là, Arera, si va là e si dice scusate, ma chi è che ha ideato sta bolletta che anch'io Presidente faccio fatica a capire e io Presidente la devo anche spiegare questa bolletta a quelli che pagano questa bolletta. Allora se non siete capaci di farlo dovete cambiare lavoro e mettere una persona che semplifichi, perché tutti hanno diritto di capire. Io quando ho ospiti in trasmissione cominciano a parlare difficile, o calma, tanto spieghi cos'è la sigla, cosa vuol dire, perché a casa devono capire. Voi siete addetti ai lavori, ma a casa devono capire. Allora ha ragione e spiegano. La bolletta deve essere spiegata nel minimo dettaglio, non scritta in piccolissimo con dei numeri, dei chili. Ma stiamo scherzando? Tu devi semplificare cosa ho speso, cosa ho consumato, cosa ti devo. Numeri su numeri che non riesci neanche a capire la bolletta. E allora ti dico di più che se voi andate a vedere c'è un video del sottoscritto che proprio per anticipare quello che chiedevi faccio un video che ha avuto in poco più di 2 ore 9.000 visualizzazioni, ecco, in cui spiegavo con la bolletta alla mano, una bolletta fatta 1 metro per 1,5 metri, spiegavo le voci e aiutavo a capire quali sono le voci da guardare. Quindi guardate online. Oggi non l'ha portato e non ho neanche il video, non mi abbiamo dato neanche il video. La prossima volta torno sì, con la bolletta, col video. Anzi, e la spieghiamo. Torno con la bolletta gigante e la spieghiamo assieme. Va bene? Dica anche Arera, magari se vuole venire anche con qualche responsabile di Arera. Quello è un po' difficile. Ecco, però... capite che è difficile, però io lo inviterò perché bene. Giustamente non ne possiamo più. Dobbiamo andare in banca col commercialista, dobbiamo pagare bollette che non riusciamo a capire cosa paghiamo, quanto abbiamo, ma non perché non abbiamo consumato, ma perché non sono chiare, numeri su numeri, chili, metri. Invece la cosa deve essere chiara, perché la chiarezza vuol dire trasparenza, perché poi sono soldi pubblici che vengono impiegati, o sbaglio Presidente? Soldi pubblici, ma soldi delle tasche dei cittadini. Sì, infatti il pubblico che paga. Cos'è che la preoccupa di più in questo momento, Presidente? Perché stanno arrivando notizie su un agosto molto caldo ancora e perciò veramente non è mica da stare così tranquilli. Allora, poi queste bombe d'acqua, questa grandine grossa come palle da golf. Prego, Presidente. Allora, dal punto di vista del servizio idrico integrato, il momento peggiore per noi è giugno. Perché poi la gente comincia ad andare in ferie, quindi non abbiamo... Anche c'è casa stavolta, Presidente, ne siete tutti in ferie. Non è proprio così, abbiamo i dati, io ho i dati nella mia scrivania ogni mattina e vedo i dati di consumi. Anch'io ho i dati, quelli che vengono dal banco alimentare. Vabbè, comunque Mirella, i consumi da fine giugno poi calano e quindi vuol dire che consumano meno. Forse perché hanno finito i soldi, forse perché sono in ferie, non lo so. Comunque, cosa mi preoccupa? Mi preoccupa il fatto che le nostre aziende sono aziende che hanno lavorato con un sistema finanziario, quindi noi non abbiamo, tranne il PNRR, non abbiamo beneficiato di contributi pubblici, però in prospettiva, io ragiono nell'arco temporale di 10 anni, di un piano industriale di 10 anni, se non ci sarà un intervento della fiscalità generale, cioè un contributo pubblico, è logico che la bolletta, se vogliamo continuare con degli investimenti, dovrà progressivamente crescere. Questo mi preoccupa. Per il cambiamento climatico
Cosa mi preoccupa? Mi preoccupa vedere che i fenomeni eccessivi continuano a crescere. Quindi se in Valle Appisina, uso l'esempio della Valle Appisina, ho sempre le stesse precipitazioni, il problema non è che abbia sempre 100 mm d'acqua, il problema è come cadono quei 100 mm d'acqua. Si cadono tutti in un giorno, in un'ora o in un mese. E quindi questo mi preoccupa. Mi preoccupa perché è un fattore che non possiamo prevedere con una certa affidabilità. Quello che noi possiamo fare è cercare di investire in tecnologia, opere e condivisione del rischio col cittadino, perché io sono anni che giro per i paesi, sono anni che giro per i media, che fanno un lavoro importante istituzionale come il vostro, per spiegare questo, perché dobbiamo condividere questi buoni comportamenti assieme. Se lo dico io, se lo dici tu, se ce lo diciamo in tre, non succede niente. Se riusciamo a condividere questi buoni comportamenti, riusciamo a fare qualcosa di positivo, non per altri, ma per noi stessi, per i nostri figli e per i nostri nipoti. Ma voi avete anche cercato di farlo capire con le casette dell'acqua. Se tu non hai un'acqua buona nel tuo condominio per vari motivi, perché abbiamo anche dei fabbricati che sono veramente vetusti, nel vero senso della parola, puoi andare a prendere l'acqua. E devo dire la verità che vedono tante persone che vanno a prendere quest'acqua. Com'è la situazione, Presidente? Allora, noi distribuiamo 28.000 litri d'acqua al giorno mediamente, nelle 36 casette che abbiamo diffuse sul territorio. È un'acqua che è controllata come quella dell'acquedotto, microfiltrata e anche gasata a chi vuole. Quindi con 6 centesimi al litro uno si porta a casa una bottiglia di acqua gasata. E quindi basta fare i conti e anche se qualcuno ha qualche problema economico riesce a avere l'acqua gasata a un prezzo che sia tutto sommato sostenibile. Posso dire anche la verità, le casette diventano anche fattore di aggregazione. Perché vedo tante signore anche la mattina come che la dicono, fontana una volta. Come la fontana una volta, bravissima. Sì. Questa è la filosofia, la fontana di una volta è la casetta dell'acqua di Piave Servizi. E non dimentichiamo che 28.000 bottiglie di plastica che risparmiamo al giorno sono delle piccole petroliere che andiamo a tirare via dai nostri porti. Senta, Presidente, ho una curiosità. La fontana di Villa Passi Tiepolo, che è proprio sulla strada, ma è magica perché c'è la coda che va a prendersi l'acqua. È un'acqua magica, perché guardate, veramente una cosa incredibile. Ecco, proprio il gusto dell'acqua della fontana. Cos'è sta fontana nel 2026, Presidente? Allora, questa di Villa Passi Tiepolo non la conosco. Però conosco delle fontane nel nostro territorio, non dirò dove, ma una che ha la coda in una nostra città, e alla coda anch'io andavo a prendere l'acqua perché vedevo la coda. Quando sono diventato presidente di Piave Servizi ho chiesto ma l'acqua là è veramente buona? Perché mi ha detto guardi è agganciata all'acquedotto, quindi è la stessa acqua che bevete a casa. Si era diffusa questa... Non l'ho detto io mi ero informato, ma volevo che lo dicesse il Presidente. Ecco, perché veramente vedere le code alla fontana... Cioè, questa non lo so, però so quelle ce ne sono da noi. Esatto, penso che forse è proprio questo a livello psicologico, ecco, di prendere l'acqua dalla fontana, perché siamo rimasti anche bambini un pochino, e ci fidiamo sempre magari di quello che una volta era molto fidata, magari no, però l'acqua della fontana era un'acqua magica. Presidente, ormai il tempo è terminato. Come ci saluta? Con quale messaggio vuole salutarci? Cosa vuole dire? Vi saluto con un messaggio di speranza, perché noi siamo la dimostrazione che investendo in risorse intellettuali, perché abbiamo tanti bravi ragazzi che lavorano nel mondo dell'acqua, e in risorse, in investimenti materiali nel territorio, si possono affrontare situazioni di crisi che anche climatica che 20-30 anni fa erano impensabili senza creare disagio per i cittadini. Ciò non vuol dire che bisogna sedersi sugli allori. Dobbiamo condividere la responsabilità di gestire, io parlo della risorsa idrica, ma anche di altre risorse collettive, in maniera condivisa e appunto collettiva, perché la condivisione delle buone come dire, abitudini è un fattore che ci consentirà di guardare al futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti in maniera un po' più serena. Senta Presidente, le faccio l'ultima richiesta, non so se sarà possibile, ma voi sapete che la Mirella chiede sempre, al massimo uno dice di no.
Per il banco solidale, visto che con il caldo io devo dare l'acqua, perché arrivano che sono veramente stremati, anche perché il parcheggio è lontano dal banco solidale, è possibile avere queste borracce da regalare alle persone che vengono al banco, in maniera che riusciamo anche a far capire l'importanza dell'acqua del rubinetto, visto che ho un rubinetto della provincia, ecco, avere la possibilità invece di dare quello che sa lei, di dare una bella borraccia di acqua fresca, buona, direttamente dal rubinetto e gliela riempiamo? Allora, noi abbiamo fatto insieme con gli amici di ATS, anche con le aziende di ciclo dei rifiuti, con le aziende del territorio dei rifiuti, abbiamo prodotto delle borracce che poi sono state distribuite ai ragazzi, ma anche ai disabili. Sì, le portate anche qua, mi ricordo, abbiamo dato i tecnici. Quindi sì. verremo magari sia io che gli altri presidenti, possiamo organizzare, veniamo e vi portiamo le borracce, organizziamo, vi portiamo le borracce. Facciamo vedere, noi faremo tutte le riprese perché è bello vedere. Che vengano date assieme, che vengano date facendo però, come abbiamo fatto per i ragazzi, facendo capire l'importanza dell'acqua. Esatto. Cioè la borraccia non va poi buttata nel fosso, non va utilizzata tutti i giorni, lavata, risciacquata per l'acqua del rubinetto. E quando vengono al banco alimentare devono avere la borraccia che noi regaliamo, se no torna in brio senza spesa, così abbiamo risolto il problema. Benissimo. Perciò devono prendersi la responsabilità, perché è un bene prezioso che noi diamo. Invece di dare quello che sappiamo, noi daremo la borraccia, grazie Presidente, anche perché ho tanti bambini, ho tanti diversamente giovani e adesso la richiesta è proprio quando arrivano l'acqua. Perciò noi la daremo, perciò grazie Presidente, perché anche questo è un cambiamento culturale che faremo col Banco Alimentare. Bene. Grazie Alessandro Bonnet, Presidente di Piave Servizi, essere stato con noi. Grazie, pubblicità. Adesso parleremo di caregiver, parleremo con Stefania Nardi, questa figlia che ha deciso di metterci la faccia, di venire a raccontare questa storia infinita per aiutare questo papà che si è aggravato. Lei e la mamma non riescono più a gestire da sole tutta la situazione, anche se poi spiegherà qualcosa si è mosso, ma non basta. Non si può arrivare a questo punto di dire vado in televisione e racconto, perché qualcosa devono cambiare, io devo capire a chi rivolgermi. Allora Stefania Nardi, allora iniziamo. Cosa è successo e perché sei qui questa mattina? Innanzitutto buongiorno Mirella e grazie di aver accolto il mio appello. Allora io, come tu ben spiegato, sono una caregiver, sono figlia. Il mio nucleo familiare è composto da 3 elementi: la sottoscritta, mia mamma di 77 anni, mio papà di 85. Mio papà è affetto da morbo di Parkinson da più di 10-15 anni. Purtroppo adesso il morbo di Parkinson è in fase avanzata. È allettato, è portatore di catetere, è invalido civile al 100% e necessita di continua assistenza. Finché la situazione è stata gestibile, ce ne siamo occupate noi con l'aiuto di qualche signora, ma anche di qualche familiare che ci ha dato e ci ha fornito il proprio supporto. Purtroppo però la situazione si è ulteriormente aggravata quando mio papà ha subito un ricovero. È stato male. È stato ricoverato in ospedale per un'infezione polmonare e un'infezione alle vie urinarie. È stato ricoverato il 25 giugno ed è stato dimesso venerdì 3 luglio. Non sono trascorse neanche 48 ore che ha subito un peggioramento, abbiamo chiamato il 118, quindi è tornato in ospedale, in pronto soccorso, per una sospetta recidiva che poi è stata confermata. Avrebbero voluto già dimetterlo il giorno stesso. Io ho insistito perché ho detto guardate che ha la febbre, e da lì poi lo hanno trattenuto, ma la domenica me l'hanno rimandato a casa con terapia antibiotica. Sicché da lì poi è nato tutto il problema, nel senso che ci siamo trovati in grosse difficoltà perché fine settimana chi chiami, chi ti può dare una mano, non c'è nessuno. In più non sapevamo a chi rivolgerci perché ci hanno lasciate completamente da sole. Da quel momento in poi ci siamo ritrovate io e mia mamma a dover ricostruire tutto il percorso assistenziale completamente da sole. Grazie poi alla nostra insistenza, al fatto che mi si è
rivolta ad amici di famiglia, colleghe preziosissime che mi hanno dato dei consigli, il loro supporto, e a forza di insistere qualcosa si è mosso, ma i servizi che sono stati attivati sono servizi di base. Allora, quello che io le conosco, queste storie a casa lo sanno, perché manca il punto di riferimento. Esattamente. Mi capita, nel momento che vengo dimesso dall'ospedale, io devo avere il punto di riferimento di come comportarmi, cosa ho diritto e cosa devo fare e cosa devo avere. Il problema è che questo non avviene. Allora, il punto di riferimento, ne parlavo anche l'altro giorno, dovrebbe essere il medico di medicina generale, il quale però non è provvisto dell'elenco di associazioni molto competenti anche, che potrebbero aiutare Stefania, la mamma e tutti quelli che hanno bisogno, perché non hanno l'elenco. Allora, se io vado dal medico di medicina generale, che conosce la mia storia, e ha l'elenco di tutte le associazioni per il trasporto, per il lavaggio, per tutto quello che serve, per l'ascolto, la cosa è semplicissima. Basta fare dei numeri di telefono e arrivano a casa. Il problema è che non c'è questo. Allora, io le avevo chiesto che addirittura questi elenchi fossero dati anche nelle farmacie, che è dove si rivolge la maggioranza della popolazione. Vado in farmacia, dico al farmacista: mi scusi, mi può dare l'elenco delle associazioni che eventualmente possono darmi una mano in caso di... Ma anche nei supermercati, perché il cartaceo che non serve c'è sempre dappertutto. Il cartaceo che serve non c'è mai da nessuna parte. E non tutti sono in grado di gestire online oppure con questi nuovi mezzi di comunicazione. Questo dobbiamo togliercelo dalla testa. Noi abbiamo diversamente giovani a casa che non sanno come fare a gestire la situazione. Delle volte non per tanto problemi anche gravi di salute. Ti cito Paola, che abita al 4º piano, alle scale, non all'ascensore, e dice: non mi muovo più, dove abbiamo associazioni che potrebbero andarla a prendere e portarla. Secondo te, Stefania, perché manca questo anello? Perché non gliene frega niente? Perché siamo tantissime associazioni di volontariato, ma tutte divise, ognuno fa il proprio. Siamo iscritti in regione, infatti io ho chiesto che ci fosse anche un albo in regione da dare a questi medici di famiglia e a distribuire. Cosa ne pensi di questa mia idea, che è anni che la dico e qualcuno prima o poi la prenderà in considerazione? Perché noi non arriviamo da Stefania, ma perché non conosciamo Stefania, non perché non possiamo aiutare Stefania. Cosa vuoi dire? Ma sì, sono d'accordo. Credo che le associazioni possano fare molto. Infatti io stessa, quando mio papà ancora era gestibile, diciamo, la situazione poteva essere, era ancora autosufficiente, ho chiesto aiuto a un'associazione locale, insomma, per il Parkinson. E sono arrivati? Sì, mi hanno dato delle indicazioni anche e soprattutto per il neurologo, perché prima era in carico a Vicenza, però poi per ovvie ragioni non potevamo più andare lì, e quindi ci hanno aiutato a trovare un altro medico specialista con il quale mi sento tuttora, e devo dire che mi hanno dato un grosso aiuto. Però il nodo è proprio quello di cui parlavamo prima, cioè si fa fatica a capire, le famiglie devono essere orientate. Non devono essere lasciate sole, perché poi il ritornello che io e mia mamma ci siamo sentite ripetere in questi giorni è: dovete arrangiarvi, le possibilità sono o a domicilio oppure nella RSA, ma tutte le famiglie possono permettersi economicamente di sostenere una retta? E poi mi chiedo, è quella la soluzione migliore? Non dovrebbe essere organizzato un piano assistenziale individualizzato per la persona? Perché sappiamo se effettivamente la persona malata, fragile come mio papà, o come anche una persona che possa avere una malattia che sia oncologica, che sia neurodegenerativa, progressiva. Parliamo sempre di salute, che dovrebbe essere cruciale, dovrebbe essere importantissima. Non siamo numeri, siamo persone, questo l'ho detto anche in ospedale. Bisogna saper trattare con le persone. Io lavoro con le persone, nonostante le difficoltà non mi permetto di rispondere male. E tutt'al più mi aspetto che in strutture protette, che in un ospedale, un'azienda sanitaria, sappia fornire questo tipo di servizio, che sappia spiegare con i dovuti modi. Ecco, questa è una cosa importante, tanto è vero che ho avuto proprio il responsabile della cardiochirurgia di Treviso, il dottor Carlo Cernetti, che ha detto proprio questo: bisogna ascoltare,
capire chi hai di fronte, come intervenire. Allora, io non devo essere fortunato ad avere quel medico, quel chirurgo, quell'infermiere. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto quando sono ricoverato e devo avere le istruzioni necessarie quando vengo dimesso, perché devo fare riabilitazione, perché devo essere accudito in una certa maniera. Secondo te, Stefania, questo proprio non c'è? Ma io, secondo me, allora, per quanto riguarda la mia esperienza non c'è stato, non ci sono state dimissioni protette né assistite, anzi io ho avuto un colloquio con la dottoressa del reparto giovedì, quindi il giorno prima delle dimissioni, ho parlato con lei, le ho spiegato la situazione e ci siamo lasciate con la promessa che lei mi avrebbe poi richiamata il venerdì prima delle dimissioni. Io il venerdì ero al lavoro, ho aspettato, non ho ricevuto alcuna telefonata. Ho ricevuto la telefonata di mia mamma, la quale mi avvisava che avrebbero dimesso papà. E infatti quando sono rientrata a casa, nel tardo pomeriggio, papà era tornato a casa. Ed era solo con la mamma. Esattamente. E tu dovevi intervenire per il fine settimana, aiutare questa creatura ad avere una degenza rispettabile. Sì. E perciò io so come funziona e non è così semplice. Non è così semplice, scusa se ti interrompo, anche perché, ripeto, io sono figlia unica, lavoro fuori regione e faccio quasi quotidianamente la pendolare tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. E non parliamo di Conegliano Sacile o Conegliano Pordenone, ma da Valdobbiadene, Udine, quasi ogni giorno, per dare supporto. Perché la mamma ha bisogno di questo supporto. Esattamente. Ti sei rivolta ai servizi sociali del tuo comune? Sì, mi sono rivolta prima che la situazione degenerasse. Mi hanno spiegato alcune cose, però poi siamo come prima? Sì, non si è mosso molto. Adesso io sono riuscita a compilare le carte per l'ISEE sociosanitario e settimana prossima dovrebbe essere pronto e cercherò anche di interfacciarmi nuovamente con i servizi sociali. E il medico di famiglia, il ruolo che ha avuto, Stefania? Ma il medico di famiglia che cosa ha attivato? Ha attivato la terapia infusionale a domicilio per l'idratazione e anche lì c'è stata qualche insistenza da parte nostra perché venisse a domicilio. Perché è difficile anche fargli... È molto difficile. Ascoltate bene, perché sembra facile, cioè mi aspetta di diritto, però bisogna vedere se questo diritto poi viene rispettato, giusto? Esatto. È venuto, l'ha visitato, ha cercato di fare il possibile, poi io non c'era mia mamma appena dopo le dimissioni e ha detto che appunto le soluzioni erano due, o casa di riposo oppure assistenza domiciliare e poi secondo lui insomma sarebbe stato meglio che mio padre rimanesse a casa circondato dall'affetto dei propri cari. Anche perché le case, le RSA hanno liste d'attesa lunghissime, perciò non è da dire che io compilo la carta e dopo 2 o 3 giorni, una settimana, mio papà entra nella struttura. Bisogna vedere quando entrerà. Le tempistiche sono molto lunghe. Che le attese sono molto lunghe, perciò capisco anche questo medico che ha detto meglio tenerlo a casa, però a casa ho bisogno di servizi, perché da sola non ce la facciamo. Allora, siccome che il presidente Alberto Stefani ha messo proprio il sociale al primo posto, la persona al primo posto, tu cosa chiederesti al presidente Stefani? Chiederei proprio questo, che inizi ad ascoltare le famiglie, che attivi uno sportello, che si mobiliti. Le famiglie non possono essere lasciate sole, devono capire, anche perché io, va bene, cioè ci sono, aiuto mia mamma, ma penso a quelle famiglie di persone diversamente giovani che magari hanno i figli all'estero, ma anche se non all'estero magari in un'altra città, oppure non hanno figli, e cosa devono fare? Magari improvvisamente hanno un malore, a chi si rivolgono? Cosa fanno? Anche perché la mamma non è così giovane, anche lei ha problemi, perciò bisogna anche capire che sono fragilità che cercano di aiutarsi a vicenda. Esattamente. Bisogna ascoltare la gente, bisognerebbe stare più a fianco della gente. Più a fianco della gente. Eppure abbiamo, come ripeto, queste associazioni di volontariato. Io spero che in Regione abbiano capito l'importanza di unire le forze, perché sennò non andremo da nessuna parte. Mancano i medici, mancano gli infermieri, mancano le OS. Ecco, queste badanti costano una follia, poi devono avere il mese di vacanza, la giornata di riposo, e uno cosa fa? Si ritrova nuovamente da solo. A chi mi rivolgo? Guardate che siamo sempre là. Se tu vuoi fare le cose in
regola come dice la legge. Guardate che non ne viene mica fuori, perché questa persona è assunta, la paghi, però deve avere la giornata libera, ma giustamente anche, certo. per carità, nessuno dice il contrario, pagata anche bene, perché sono anche stipendi pagati molto bene. E poi cosa faccio? Quando devo prendere un'altra badante, Capite che non ne veniamo fuori? Vuoi fare le cose bene, ti trovi sempre il punto di partenza. E poi cosa faccio? Devo assumere un'altra badante? Dove la trovo? Come la trovo? Chi è? Non pensi che forse si sono dimenticati delle fragilità? Io penso questo. Hanno pensato a tutto fuorché a queste persone che li hanno fatti diventare grandi anche loro, che sono pagati anche coi soldi di queste persone e sono proprio lasciate nel limbo, chi è fortunato e chi è meno fortunato. Perché la frase costante che io sento è signora, si deve arrangiare. Esattamente. E questo l'hanno detto anche a noi. Cosa vuoi dire? Ecco, cosa vorresti? Cosa proporresti, Stefania, dopo aver passato il percorso anche molto difficile di capire di essere lasciate sole? Cosa vorresti dire? Infatti questo è un appello non solo per mio papà, ma per tutte le famiglie che si trovano nelle mie condizioni, con una patologia come quella di mio papà o simile. Io mi auguro, spero che, ripeto, le famiglie vengano accompagnate, che vengano orientate e che vengano prese in carico in maniera concreta e reale e che alle parole vengano sostituiti i fatti. Cioè tu dici io mi arrangio, però dammi l'orientamento a chi mi posso rivolgere per essere aiutata, visto che abbiamo queste possibilità. È quello l'orientamento che manco, dove vado, da chi vado. Eppure nella carta hai il medico di famiglia, i servizi sociali, l'ULSS, però alla fine mi trovo da sola e mi devo arrangiare. Questo non è possibile perché è una persona fragile, devi saperla anche trattare, non è mica così, cioè non è che ci diventi infermieri dalla sera alla mattina. E dove vado tutto costa e allora devo pagare chi? Perché anche pagando magari non trovi perché non sai. Prego, anche Stefania. perché la mia sensazione è che ci portino allo sfinimento, nel senso, io mi sono ritrovata a conciliare vita privata e assistenziale con la vita lavorativa. Arrivi a casa, partiamo da una giornata tipo, io mi alzo più o meno alle 5:30 e torno a casa tra le 7 e le 9 di sera, quasi ogni giorno. Ditemi voi quale tempo io ho a disposizione anche per poter chiedere, attivare, ovviamente gli uffici sono chiusi. E poi c'è anche questa sensazione che si debba sempre rincorrere, no? Sempre con il telefono, come se noi non facessimo nulla, no? Come se avessimo tempo assoluto e infinito da dedicare. Le giornate per poi trovarti con un pugno di mosche. Perché... Esatto, perché si deve sempre continuare, sempre insistere, sempre chiamare. Poi io capisco anche le persone diversamente giovani che non ce la fanno, perché dicono io come faccio? Non riesco, mi avvilisco, e anche noi eravamo molto avvilite all'inizio. Non a caso troviamo le persone morte a casa da sole. Esatto. Perché nessuno sa. Facciamoci qualche domanda. Facciamoci qualche domanda perché succede questo. Ma è il vicino che deve segnalare. Ma io devo anche segnalare io? Oppure questa persona ha un nome e cognome nel momento che è dimessa, ecco, sapete i problemi che ha il medico di famiglia. Cioè non c'è comunicazione tra chi dovrebbe prendersi a cuore questa situazione. Allora andiamo a vedere, andiamo a Vicenza, questi sindaci che sono andati a Roma. Sentiamo perché sono andati i sindaci a Roma. Era importante definire, avere la certezza che i binari per quanto riguarda i nostri territori i nuovi binari passano a nord, perché questo significa confermare la progettazione aggiuntiva che abbiamo elaborato e i nostri contributi progettuali. Era questa la mission che si erano dati i primi cittadini di Torri di Quartesolo, Grumulo della Badessa e Grisignano di Zocco, che avevano chiesto di incontrare a Roma i progettisti di RFI e i rappresentanti del Ministero per fare il punto sul progetto del terzo lotto della TAV che attraversa i loro territori.
Il bilancio dei sindaci dopo il colloquio è positivo. Ciascuno ha visto recepite le osservazioni fatte al progetto preliminare e soprattutto scongiurato il punto dello scavalco della vecchia linea ferroviaria, il cosiddetto salto del Montone nei loro territori. Per esclusione, il nodo controverso resta quindi in capo a Vicenza. Per cristallizzare la situazione e far partire al più presto i lavori sarà necessaria una ratifica dei rispettivi consigli comunali. Roma ci invierà tutta la documentazione, cerchiamo di preparare una delibera da passare nei nostri consigli comunali, sia nei nostri 3 comuni ma anche nei comuni padovani. Questo può permettere a Iricav, in pendenza di una decisione di Vicenza, di poter, una volta finanziato, partire e anticipare i lavori partendo dal confine Vicenza-Torri di Quartesolo per proseguire fino all'ingresso della stazione di Grisignano. Questo comporta un mancato danno economico di circa 60.000 euro al giorno. Siamo molto soddisfatti perché la gran parte dei nostri contributi sono stati recepiti nel progetto ferroviario, che diventerà, spero quanto prima, un lotto costruttivo finanziato e che quindi si possa avvicinare il tempo di esecuzione dei lavori. Le nostre richieste, soprattutto in relazione allo snodo stazione ferroviaria, sono state quelle di implementare ulteriormente il parcheggio rispetto a quanto presentato in progetto. Oltre a questo, che la stazione non diventasse un luogo, non diventi un luogo morto ovviamente, ma un hub integrato per la viabilità ciclopedonale ferroviaria. Allora, perché questo servizio? Perché capiamo l'importanza che hanno gli amministratori in questo momento. Sono le infrastrutture, il cemento, le grandi opere. Ma quando si decideranno a capire che al primo posto dovrebbe esserci la persona, i servizi alla persona, cosa posso fare per il mio territorio, vista questa fragilità che sta aumentando sempre di più? Io questo mi domando. E veramente, prima di arrivare magari a Roma, arrivare anche in Regione, visto che parte tutto da là poi alla fine. Essere in tanti, arrivare alla Regione e vedere con questo nuovo Presidente, con questa nuova Giunta, con questi nuovi servizi sociali, servizi ai cittadini, cosa si può fare per cercare di incontrare le esigenze di queste persone che non è che possono aspettare in eterno, ma che devono avere delle risposte immediate, perché stiamo parlando di persone che hanno bisogno di cure sanitarie a casa, non in ospedale. Abbiamo Iole da Vo. Ciao Iole. Buongiorno Mirella, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ospiti cara. Volevo dirti una cosa, ho sentito la signora lì che sta parlando probabilmente del papà. In qualsiasi direzione noi ci giriamo, la situazione è sempre drammatica per noi che abbiamo questi problemi come la signora ha il suo papà e io sai che ha il figlio. Mi hanno fatto sapere ieri l'assistente domiciliare, non l'assistente sociale, perché l'assistente sociale non l'ho più sentita, che lunedì probabilmente mi mandano un'ora una persona, non sanno chi è, non sanno se è maschio o femmina, non sanno niente, lei non sa neanche il posto dov'è, quindi mi troverò con una persona che non ha mai visto Romano, che non ha mai visto me e che non saremo capaci di fare assolutamente niente. Capisci cosa ti dico? Cioè, non c'è nessuno che importa di queste persone, loro non rendono e non servono. Non servono. Arrivati a una certa età, l'anziano non serve più, quello che ha fatto l'incidente non è più attivo per niente, e sei una persona che non serve e non gli importa. Tu vedi cosa stai facendo, ma non si muove niente, si è mosso qualcosa all'ASL, ma da parte del comune non ha fatto una telefonata a nessuno, anche se il sindaco è stato qua in paese per una festa 4 sere, al di là della strada, Mirella, perché era al di là della strada, non ho mai visto nessuno. Io non so lunedì cosa sarà, tutto il mese di agosto, perché l'assistente sociale domiciliare che viene è a casa quasi tutto il mese di agosto, non so cosa farò, Mirella. Questa è la testimonianza di Iole da Vo. Un abbraccio Iole a te e Romano. Sai che sto seguendo la situazione, ma come stai spiegando veramente tu, sembra di essere con le matriosche, che togli e ritrovi sempre la bambola dentro, più grande, più piccola, ma il problema rimane. Allora, avendo sentito
Iole, Stefania, cosa dici? Chi è che secondo te dovrebbe in questo momento capire che non potete più aspettare, che avete bisogno di fare un incontro con delle risposte? Questa persona, come dice Iole, arriva a casa mia, non so chi è, non sanno neppure dirmi se è maschio o se è femmina, ma non che mi interessi più tanto, ma magari se è competente, perché stiamo parlando di una persona che è vegeta a letto da tanti anni, perciò ha bisogno di certe cure, è adatta a questo o non è adatta? Cosa dici, Stefania? Sì, beh, capisco il problema, perché in parte insomma mi ci rivedo, e la signora diceva anche che ci stiamo avvicinando ad agosto, periodo di ferie, quindi sarà sempre più complicato poi trovare qualcuno e trovare anche persone con cui interfacciarsi anche per chiedere, perché il problema è sempre quello, cioè non sappiamo cosa fare, non sappiamo a chi rivolgerci, proviamo anche a parlare, però la nostra voce spesso rimane un eco. Non è che sia una voce che dà fastidio, sì, una voce che ti crea problemi, e perciò anche in maniera anche molto cinica e subdola tentano di eliminare. Io sento questo. Anche se, almeno al momento sì, sento questo, non lo so se sento giusto. Cosa dici, Stefania? Ho la stessa percezione, come dicevi tu prima, per gli anziani non sono più, o anche come diceva la signora, non sono più, non sono più produttivi, e quindi arrivati ad una certa età non sono più utili evidentemente alla società, ma i diritti della dignità della persona, della dignità del malato, non siamo tutelati anche dalla Costituzione in questo? O forse ce lo dimentichiamo, forse stiamo perdendo umanità? Ma forse hai detto giusto. Sì, ci stanno portando a questo, io non voglio arrivare a questo. Io credo che sia importante la rete, la gente deve rimanere unita, non deve dividersi. Il problema è che stanno distruggendo anche la rete, che è il mondo del volontariato, mettendo sempre più burocrazia, facendo pagare per fare i volontari, tanti se ne sono andati perché è un sistema burocratico che, se non sei strutturato, non ti permette di stare in piedi. Ma pensate che stanno togliendo veramente l'ossigeno a quello che era veramente l'aiuto alle persone che dava il mondo del volontariato, ma che lo hanno dato anche la politica durante il Covid. Erano loro che portavano a casa, io lo dico sempre, gli aiuti alle famiglie. Erano loro che incontravi per strada, che andavano e giravano, non trovavi il politico aveva paura di morire, era ben chiuso e isolato, oppure nelle loro ville pazzesche. E noi andavamo e poi siamo stati ripagati in questa maniera, ma nel silenzio più totale. E se parli con loro si arrabbiano anche, ecco, se si sentono veramente, ma come ti permetti di dire questo? No, come mi permetto, e come alla fine chi sei? Ma perché sei così altezzoso? Ecco, così che non riesci a capire che sei là per darmi delle risposte o per indicarmi cosa posso fare. Invece quelli che non hanno problemi sono i ristori ex popolari. Andiamo a sentire. Martedì avremo la possibilità di capire i criteri, perché non sono stati fissati i criteri. Secondo quello che pensiamo noi, siccome non è stata cambiata la legge, quindi i criteri saranno in base alla legge, che quella del FIR, la 145 del 2018. Patrizio Miatello, dell'Associazione Ezzelino III da Onara, ribadisce che non solo martedì si riaprono i termini per i ristori per i 10.733 risparmiatori danneggiati dal tracollo delle ex popolari di Vicenza e Veneto Banca, ma sottolinea anche gli errori da non commettere di nuovo. Chi ha sbagliato il reddito, esempio sono 3.500, se queste persone che hanno sbagliato reddito patrimonio poi rifanno lo stesso errore, attenzione, perché noi, quando abbiamo combattuto per voi, che in base al DPR 445 del 2000 con le autocertificazioni potevate essere denunciati dal MEF per mendacio, se rifate l'errore questa volta non vi salva nessuno. Se chi ha sbagliato inserire invece di 1600 titoli ha messo 160, che è il petitum, attenzione, perché se voi andate o fate la domanda voi stessi o ve la fate fare dalla stessa persona che ha sbagliato la domanda, non avete la possibilità di dichiarare
mi hanno sbagliato la domanda, quindi non sono stato io a sbagliare, è stato qualcun altro. E alla fine ti rimane il cerino in mano, ti scotti e lo butti per terra. Avete visto che non è semplice da nessuna parte, promesse, incontri, l'ascolto, ma poi arrivi fino là e devi ricominciare tutto da capo. Sbagli di mettere uno 0 perché magari può succedere e ti sei fregato con le tue mani. È il sistema, secondo te, Stefania, che veramente è incrinato in una maniera che non riesci più a raddrizzare, che tutti passano il cerino e la colpa non è di nessuno, quasi quasi se tuo papà si è ammalato è colpa sua e poteva fare a meno di ammalarsi, che forse era meglio, perché uno arriva veramente, come hai detto tu, stremato, senza forze. Guardate che a gestire queste persone, guardate che non è mica semplice e facile. Cosa vuoi dire, Stefania? No, infatti non è assolutamente semplice, perché c'è un carico emotivo, psicologico, oltre che fisico, perché poi dipende anche la persona in che situazione è. Attualmente mio papà è allettato, è molto rigido, per cui serve forza fisica anche, no? per poterlo girare. Anche perché diventano pesi morti, alzali tu. Esatto. Vuol dire il triplo del peso che hai. Esatto. So. E poi ci sono anche tantissime altre cose, non si finisce lì, no? Vedi una persona che è arrivata quasi al traguardo forse della sua vita terrena, vorresti accompagnarla nel miglior modo possibile, ma non ce la fai da solo. Tuo papà è cosciente? Sì. E cosa dice Stefania? Non riesce sempre a parlare in maniera chiara, trasparente e pulita, però io lo vedo, gli faccio delle domande, lui annuisce, a volte riesce a rispondere e credo che lui sia contento, sa di averci vicine e quindi quello per lui è fondamentale. Sì. Non pensi che sia arrivato un momento quando una persona come te, una brava figlia, che si è sempre comportata bene, una brava moglie, una bella famiglia, di sentirsi umiliati dal trattamento che poi si riceve, avendo pagato sempre le tasse, avendo cercato di dare anche, ecco, quella dignità di persona alla comunità? Sì, io mi chiedo se questo è il presente, dovremmo avere paura del futuro, che cosa dovremmo aspettarci, cosa dovremmo fare. Io sento tante persone che si spaventano di fronte a queste storie, perché dicono, se succedesse a me, come potrei fare? Come potrei muovermi? Anche perché non abbiamo la sfera di cristallo, non sappiamo quando esaleremo il nostro ultimo respiro, no? Che cosa ci aspetterà la vita? Quando tu ti sei veramente, hai cercato di capire a chi rivolgerti, tu mi hai detto una cosa importante. Ho cercato di incontrare delle persone, le amiche, ma tu sei andata dalla società civile, non ti sei rivolta a quelli che avrebbero dovuto darti le risposte, che sono i servizi sociali, gli addetti ai lavori, perché sapevi che non avresti avuto risposta, l'avresti avuta più da una persona che aveva provato, che aveva cercato di rimediare, perché sapevi che in quel momento potrebbe essere arrivata la risposta che tu aspettavi, da chi andare e come fare, o sbaglio? Esattamente così, perché ci sentiamo più, non dico tutelati, però ovviamente ci rivolgiamo in primis alle persone che sono a noi più vicine, per capire, perché altrimenti bisogna prenotare, fissare un appuntamento, aspettare tempi biblici e intanto la persona peggiora, sta male e quindi ci dobbiamo rivolgere a quelle persone che ci sono più vicine, che ci possono magari dare un aiuto per esperienza personale o perché magari conoscono, hanno avuto amici a loro volta che hanno vissuto le stesse vicissitudini. E cosa dicono queste persone che hai incontrato, Stefania? Cosa ti hanno detto? Sono sconvolte, sconvolte. Per le risposte che avevano anche loro ricevuto. Sì, ma anche dai racconti, non immaginavano. I racconti sono storie di vita vera, quelle che tu vivi, che la famiglia vive. Secondo te i giovani possono essere intrigati in un futuro, perché anche loro poi diventeranno diversamente giovani, come dico io, perché adesso noi accudiamo loro, ma poi loro dovranno accudire noi e loro a sua volta saranno accuditi. Riescono a capire l'importanza
dell'aiuto alle persone fragili? Cioè, viene spiegato secondo te allora? Sono consapevoli di questo oppure sei giovane e invece no? No, secondo me sono consapevoli. Però secondo me è molto importante anche l'esempio, perché io sento ragazzi che hanno nonni che magari vivono queste situazioni e hanno una grande sensibilità. Sentite? Però devono avere anche degli esempi. Io mi sono fatta una domanda. Durante i diversi accessi al pronto soccorso, quando gli operatori sono venuti, e spesso molto sgarbati, non tutti, ma molti sì, mi sono chiesta, ma noi ci stupiamo poi se i giovani sono aggressivi, sono violenti, ma se sono figli di persone che non hanno rispetto verso il malato, che cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo stupire? Quindi parte tutto dagli esempi e da far capire a queste persone, perché non sono stupidi i ragazzi, sono molto svegli. Sono svegli, sì. Sono svegli e l'esempio che poi loro hanno a casa è quello che poi trasmettono quando escono da casa, non c'è niente da fare, è là Sì. che dobbiamo riflettere tutti quanti, questa rabbia che loro proprio tirano fuori nella maniera più sbagliata che possa esserci, perché fanno violenza a se stessi e agli altri, questo è il grande problema. Qualcuno li ha aizzati a questi, sono gli esempi che sono a casa, le parole che sento, e sentono veramente delle parole che sono incredibili, oppure gli esempi che avvengono anche in politica, nella sede dove dovrebbe regnare l'etica più assoluta, vedi delle cose pazzesche e poi loro si chiedono ma se lo fanno loro perché non lo devono fare anch'io? E questo veramente disturba, ma disturba perché questa mattina, ecco, Stefania Nardi è qui per difendere la dignità della persona, della famiglia, ecco, una famiglia che ha sempre cercato di dare, che si è comportata bene, che non ha fatto mai niente per nuocere alla società, e li ripaghiamo in questa maniera, queste persone, o vogliamo finalmente capire che dobbiamo avere dei servizi sociali che funzionano? Ma chi se ne frega se non hanno personale, che se lo prendano, che assumino. I soldi del PNRR dove sono andati a finire? Perché non hanno fatto quello che avrebbero potuto fare con questa montagna di soldi che sono arrivati su progetti per il servizio alla persona, perché erano nati e dati per il terzo settore? Pensate cosa avrebbero potuto fare? Invece siamo nella solitudine più assoluta. Io ringrazio Stefania Nardi. Grazie a te, Mirella, di essere stata con noi. Spero veramente che tu abbia qualche risposta da chi di dovere e specialmente aiutare le fragilità, perché da sole non possono farlo, dobbiamo fare noi per loro e questo noi faremo. E adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia, oggi siamo con una persona che non possiamo farvi vedere perché dobbiamo tutelarla al massimo, è una donna che noi chiameremo Maria, come Madonna, perché veramente queste donne stanno soffrendo le pene dell'inferno, non solo delle volte da parte di uomini, ma da parte anche di altre donne. Maria ha una storia molto triste, è sola, con 2 bambini minori, però ha il problema di sua madre, che sarebbe la nonna dei bambini. È stata picchiata, abbiamo qui il referto del pronto soccorso, che parla di contusione cranica, e questa donna non ne può più, non sa più come fare, a chi rivolgersi. È venuta da noi e noi cercheremo di aiutarla, perché come ripeto ci sono anche 2 minori. Allora Maria, cosa è successo nella tua vita? Come mai questa mamma ce l'ha così tanto con te? Cosa è successo? C'è qualcosa che tu non vuoi dire, che dentro di te sai di aver fatto e che questa mamma arriva al punto di odiarti così tanto? Per un motivo non riesco a capirlo, quello che possa essere. Perché bene o male quando lei ha avuto bisogno io l'ho ospitata e gli sto dando anche una mano. Lei ha questi momenti che ogni tanto perde l'autocontrollo. E per qualsiasi cosa lei interpreta a modo suo. E ovviamente io sono il punto debole perché lei vive là. Una cosa che tu vorresti dire, cioè tu hai più paura per i tuoi bambini che per te stessa, nel senso che io posso anche difendermi, però i miei bambini non possono vivere queste situazioni. E il tuo scopo è quello che lei venga allontanata da questa casa, perché alla fine la casa è tua, perché è del tuo marito, però del tuo ex,
però la casa in effetti è tua. Cosa vuoi dire? Il problema è che bisogna trovarle un alloggio dove lei può stare, in quanto che economicamente lei non è autonoma. E ovviamente il problema è anche quello, dove metterla, cioè dove farla andare. Però non sono problemi che dovrebbero riguardare te, ma dovrebbero riguardare le persone che dovrebbero prendersi cura di te, ma che secondo me non ci siamo proprio, nel senso che se tu ti sei rivolta a noi è perché non hai trovato porte aperte, oppure sono schiuse ma non aperte, e tu non ce la fai perché non lavori, hai 2 figli che già hanno un vissuto tragico, traumatico, e perciò cos'è che chiedi, Maria? L'unica cosa è che chiedo diciamo, al comune o a chi è dovuto di darmi una mano, trovargli un alloggio dove poter ospitare mia mamma, in modo che lei possa essere autonoma e indipendente, e in modo che lei abbia il suo posto e io sto a casa mia con i figli. Ma tu non sei giovanissima, non sei neanche vecchia, hai un vissuto tragico. Come mai secondo te questa mamma si comporta così? Forse ha bisogno di essere curata più che altro, perché certi gesti, come tu mi spiegavi ieri, ha distrutto la casa, rompe tutto, ha una forza quando vengono questi attacchi, chiamiamolo così, di ira, che non riescono a controllarla. Cos'è che non funziona secondo te? Ma secondo me lei, confronto a me, lei la sua vita, diciamo, ha avuto dei fallimenti nella sua vita, solo che lei non ha la forza di reagire, di rimettersi in piedi. Forse è sotto forma di gelosia, perché vede che io, nonostante tutto, riesco sempre a fare qualcosa, e lei invece non ha concluso niente, diciamo. Penso io questo, I suoi fallimenti li riversa su di te, cioè la colpa forse secondo lei è tua dei suoi fallimenti? Cioè, secondo me è una forma di gelosia, come? Cioè lei non ammetterà mai di aver sbagliato, oppure, cioè, quello che fa lei è sempre giusto, quello che ha sbagliato è sbagliato. Però la violenza che è inaudita secondo me, perché non si può alzare le mani contro un figlio, non si può proprio. Secondo te è dovuto forse perché lei è un po' disperata e andrebbe aiutata, oppure secondo te è solo da condannare perché è cattiveria mista a rabbia? No, lei ha dei problemi di salute e dovrebbe essere aiutata, però ovviamente non mancano delle strutture, mancano degli appunti, degli appoggi per seguire queste persone qua. Comunque lei, come dice, quello che ha fatto secondo lei è giusto, perché quando un figlio offende un genitore è giusto dargli una sberla e usare le mani pesante. Quando lei ti assale e ti picchia, perché io so che tu non reagisci, non hai mai reagito, sembri tanto forte invece sei tanto fragile. Quando avviene questo, cosa ti senti dentro di te? Quando la guardi, cosa provi? A livello anagrafico è mia mamma, ma a livello affettivo no. È quello il discorso. E lei questo deve capirlo, non può rispondere che quello che ha fatto è giusto. Perché anche delle volte che io, cioè anche come i figli, di volte ci becchiamo, però non ho queste reazioni qua. E ci sono modi di parlare, cioè, meno male quando lei ha avuto bisogno, io gli ho sempre dato tanto. Magari economicamente non sono riuscito ad aiutarla, però l'aiuto in altri modi. L'unica cosa che ho sempre chiesto a casa mia è rispetto, prima di tutto perché ci sono i miei figli, anche perché là non è casa sua. Lei rispetto non riesce a portarlo, e perciò dopo 5 anni insomma dobbiamo trovare una soluzione. Lei non può stare là e basta. Ascolta Maria, secondo me il dramma tuo è anche non sentirti amata. Tu cerchi disperatamente qualcuno che ti voglia bene, cosa che non hai mai avuto nella tua vita. Cosa vuol dire, Maria, crescere senza amore, però riuscire a dare tanto amore ai tuoi figli? Perché io li ho visti, l'amore che dai tu ai tuoi figli è una cosa enorme. Ti sei sempre rimboccata le maniche, quel poco che sei riuscita a fare perché hai anche un problema di salute. Cosa vuol dire cercare disperatamente qualcuno che ti voglia bene? Ormai in questi anni la mia decisione è quella di stare dietro i miei figli, perché sono loro l'unica forza che ho, cioè sono loro che mi hanno dato la forza di andare avanti. Per il resto verrà col tempo, la cosa più importante è dargli la serenità e la felicità a loro. La vita è andata così, non importa. Non è proprio necessario avere qualcuno a fianco, l'importante è vedere che i miei figli siano tranquilli e sereni come sono fino adesso.
Allora io li ho visti i suoi figli, li ho sentiti, loro sono innamorati di questa mamma, la adorano nel vero senso della parola, perciò vedete che c'è sempre la bilancia che in questi casi è pari, nel senso non ha trovato amore, affetto da altri, ma l'ha trovato nei suoi figli, che veramente è una cosa, quando sono assieme, bellissima a vedere. Una cosa che ti voglio chiedere, cos'è che chiedi, che appello vuoi fare, perché sei qui da noi oggi? Una cosa che chiedo è quella di trovare, di trovare una soluzione più che altro per ospitare mia mamma, perché il problema è solo quello. Perché è facile dire la mando via, però mi metto anche nei suoi panni, dov'è che la mando? Quello è il problema più grande. Sentite, lei ancora dove mando la mia mamma? Lei ha ancora il problema che vuole trovare una soluzione per la sua mamma, non la vuole mandar via così. Pensate, nonostante le botte, nonostante le violenze verbali che delle volte fanno più male di quelle fisiche, lei ancora sta cercando di capire cosa sta succedendo a sua mamma. Però Maria ieri e l'altro ieri aveva paura di ritornare a casa perché per la seconda volta è stata aggredita e, come ripeto, non va assolutamente bene. Per fortuna i ragazzini erano stati portati via da altre persone, però la paura è grande, perché quando ci sono questi scatti di ira terribili non si sa mai come va a finire. Noi adesso, Maria, ti diamo un assegno, perché io so quante difficoltà stai provando, toccando con mano, non aver soldi, non aver niente, vivere queste situazioni. Allora questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Vendica che io ti consegno. Ecco, con questo assegno naturalmente io ti sarò accanto e cercheremo di portare a termine. Ho già avvisato i nostri avvocati, tu sai che noi abbiamo 2 avvocati, 2 donne che stanno seguendo i casi più difficili. Le denunce le hai fatte e perciò adesso andremo avanti e troveremo una soluzione, perché questa per qualche donna non è più vita, è solo disperazione. Grazie alla grande famiglia di Rete Veneta.